Sardinia Tourism Call to Action, 4 incontri formativi dedicati agli operatori, alle istituzioni e ai professionisti del turismo per sviluppare competenze su comunicazione, analisi dei dati, innovazione e vendita. Iscriviti su geasa.it all'incontro del 26 ottobre su tema Come analizzare i dati, promosso da Assessorato Regionale del Turismo e Aeroporto di Olbia. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui, seconda sessione pomeridiana del Sardinia Tourism Call to Action. Stasera serata molto interessante, Antonio. Andiamo a fare un panel internazionale, abbiamo la traduzione simultanea, quindi informazioni di servizio: chi non ha ancora ritirato le cuffie può farlo all'ingresso, nella reception. Abbiamo in collegamento una persona importante, una persona che ha lavorato qui ad Olbia, qualche anno è stato tuo collega, Antonio. Sì. Adesso lavora alla Louisiana University. Lo vuoi presentare tu? Con grande piacere. Gabriele Piccoli è un full professor della Louisiana State University, ma ha anche molti interessi in Italia. Dopo una evoluzione che l'ha portato dalla Cornell University, quindi una delle massime autorità nel studio delle dinamiche turistiche al mondo, è transitato qua da noi nel nostro dipartimento, dove ha condiviso un percorso di 3 anni proprio qua ad Olbia. Con noi ha implementato il corso di sistemi informativi per il turismo con grande successo e poi è rientrato negli Stati Uniti. Oggi lo abbiamo ancora con noi, è uno dei cofondatori della spin-off Tourism Plus, che ha il piacere di condividere con GESAR e la Regione questo percorso di Call to Action, ed è attualmente, che patrocina l'iniziativa, ed è attualmente uno dei player dell'information systems a livello mondiale. Quindi è un doppio piacere averlo, sia per il rapporto personale che per il suo apporto scientifico. Gabriele, ci senti? Io vi sento, voi mi sentite? Ah, forte e chiaro, vedete, è proprio americano, guardate lì la lavagna piena di appunti. Lui è il prototipo dell'italiano diventato ormai americano. Allora, qua non abbiamo... Noi ti vediamo, ti vedono online sul canale TV, ma non ti vediamo qua nella sala. Ok, perfetto, è comparso. Meglio che vedere me sarebbe proiettare le mie slide, tra l'altro. Gabriele, prima ti volevano conoscere, abbiamo parlato talmente bene di te in giornata che tutti ti volevano vedere. Quindi doppio piacere averti. Nego tutto. Ti posso dire che qua ci sono 30 gradi, quindi tu ti saresti dedicato a surfare nelle pause dei nostri lavori. Tu mi vuoi fare del male. No, ma infatti guarda, coinvolgendoti in tutti Invece questi guarda progetti... quanto ti voglio bene. Qua non è ancora neanche sorto il sole. Lo so, ma infatti apprezziamo molto questa tua disponibilità. La apprezziamo tanto. Io direi di iniziare perché Gabriele poi ha un volo e quindi abbiamo la nostra mezz'ora contata. Gabriele, tutti per te. Prego, se mi fate partire le slide io volentieri parto. Quello che ho pensato di fare, che forse poteva essere il più utile possibile, era di staccare un attimo dai dati contingenti, dalla situazione contingente, e dare un'occhiata al futuro. Questo è un lavoro di ricerca su cui sto lavorando ormai da un po' e si preoccupa di guardare un attimo a come evolveranno le capabilities e l'utilizzo dei dati nel futuro. È un lavoro che sto facendo in collaborazione con una collega che sta al MIT di Boston, che si chiama Barb Wixom, e con un mio ex studente di dottorato che adesso è professore in Francia. Io non vedo le slide, spero che voi le vediate, eccole lì. Quindi, prima di tutto mi scuso per il mio italiano, Antonio lo sa, io ho sempre studiato questa materia negli Stati Uniti, quindi faccio a volte un po' fatica a transizionare a fare presentazioni in italiano, però con qualche strafalcione che mi scuserete penso che ce la faremo. Nota tecnica, io ho un grosso ritorno in cuffia, ma continuo. Allora, ho pensato che la cosa più utile per voi in questa mezz'ora, dove vorrei magari lasciare qualche minuto anche alla fine, fosse di fare appunto una velocissima introduzione sul concetto di data monetization e poi di guardare al futuro di come, secondo me e secondo altri che studiano la materia,
le aziende dovranno architettare i propri sistemi per avvantaggiarsi delle opportunità appunto, di data monetization, chiudendo su un concetto che sto sviluppando appunto con questi colleghi dell'MIT che si chiama data liquidity. Quindi, fondamentalmente, data monetization, questa mia collega Barb Wixon, che è l'esperta mondiale sull'argomento, fondamentalmente ci sono tre approcci alla data monetization. Improve, wrap, sell, dove improve ha a che fare con una visione interna all'azienda volta all'utilizzo dei dati per migliorare i processi e il processo decisionale dell'organizzazione. Come vedete sulla destra, quando si va a fare una valutazione di quale sia la preponderanza delle tre strategie, Improve è la più semplice da implementare e la più classica. Wrap è un tipo di iniziativa che è customer facing, quindi volta a creare customer willingness to pay, e consiste nell'utilizzare i dati per aumentare, incrementare, allargare, complementare la value proposition dell'azienda riguardo ai prodotti o ai servizi. E poi una terza strategia, sempre customer facing, ma completamente ortogonale, è quella di sell, dove è sempre chiaro che non sono solo gli information providers che hanno dati che potenzialmente possono portare alla creazione di valore, ma molte aziende hanno accesso a dei dati che potrebbero essere commercializzati, e quindi questa è la strategia. Quindi penso di non stupire nessuno con la considerazione che questo è il mondo in cui ci muoviamo riguardo alla monetizzazione dei dati. Però vorrei vedere un attimo come sta cambiando il mondo e come cambiano le value proposition. E vi faccio un esempio che non viene dal turismo, ma è un esempio secondo me molto bello, perché alcuni di voi si ricorderanno gli anni ruggenti della .com, quindi gli anni che vanno dal 94 al 2001, in cui internet viene commercializzata per la prima volta, si creano grosse opportunità, alcune aziende si avvantaggiano di questa opportunità, forse quella che conosciamo meglio è Expedia o Expedia, ma ce ne sono altre che sono ovviamente ormai conosciute da tutti, eBay, Amazon, eccetera, eccetera. C'è un'azienda che in quegli anni lì ha un obiettivo veramente ambizioso, che è quello di rivoluzionare come noi acquistiamo i beni di prima necessità al supermercato. E questa azienda si chiama Webvan. E quindi questa azienda cosa fa? Assume guidatori, compra come si chiamano questi cosi? Camioncini, affitta delle warehouse, degli edifici, no? Dove stoccare i beni, e poi apre un website, e la value proposition che offre è la seguente: vi collegate al website, fate una lista della spesa, e noi il giorno dopo, durante la giornata, quando riusciamo, vi portiamo quello che avete ordinato a casa. E quindi è un po' l'evoluzione di quello che in Italia si fa da quando io ero ragazzino, anzi forse dalla notte dei tempi, che è il supermercato che ti porta a casa la spesa, ma scalato a livello di mercato statunitense. L'azienda è famosa perché è il più grosso fallimento dell'era della .com. Hanno bruciato 1,2 miliardi di dollari cercando di rivoluzionare appunto questa industria, e non ci riuscirono. Tant'è che oggi si possono trovare i certificati azionari di Webvan, e vengono collezionati perché proprio Webvan è così famosa. Se mandiamo avanti l'orologio e siamo ora nel 2012, nasce un'altra azienda che ha l'idea di fare esattamente la stessa cosa, e questa azienda
doveva fare IPO quest'anno, col mercato che ci ritroviamo hanno deciso di ritardare, ma questa azienda effettivamente sembra essere in grado di portare a fruizione quello che era la promessa di Webvan. E questa azienda si chiama Instacart e ci sono esempi anche in Europa di questo tipo di intermediario. Stessa idea, non dovete andare a fare la spesa, vi portiamo a casa quello che ordinate, voi fate la lista della spesa con alcune variazioni. La prima, la lista della spesa, tipicamente la farai sul cellulare, non sul website, ma c'è anche il website, con tutta una serie di vantaggi, di comodità, eccetera, eccetera. Ma la spesa te la portiamo entro 2 ore, non domani, che ovviamente crea molto più di crea un mercato molto più ampio, no? C'è molta più gente che può portare, per cui questa è un'offerta di valore che ha senso. E tra l'altro, durante queste 2 ore, tieniti il cellulare a portata di mano, perché se qualche item della tua lista non viene trovato, la persona che sta facendo la spesa invece tua ti manderà un messaggino con magari una foto degli item con cui possiamo fare la sostituzione, cosa che non si poteva fare 20 anni fa. Um, e quindi molto più successo. Se noi andiamo a vedere, aprire la scatola, a vedere come Instacart sviluppa la stessa value proposition che aveva sviluppato Webvan, vediamo che la stessa value proposition viene architettata in maniera molto molto diversa. Primo, Instacart non ha, come si chiamano, the warehouses, non ha, non ha, non ha negozi, non ha negozi e non ha centri di stoccaggio. Perché? Perché si appoggia su dei partner che sono i classici supermercati, fosse Esselunga, fosse Auchan, fosse i loro equivalenti qui negli Stati Uniti. Non ha dovuto preoccuparsi di prendere dei driver, non ha bisogno di preoccuparsi di prendere dei camioncini. Perché? Perché usando un sistema di market a 3 vie si utilizza dei freelancer, i quali come Uber, come Lyft, si entrano nella piattaforma quando necessario. E non ha dovuto sviluppare la maggior parte del software che utilizza. I pagamenti vengono fatti da un'azienda esterna che si chiama Stripe. Questa comunicazione con i driver per vedere se ci sono bisogno di sostituzioni viene fatta tramite le funzionalità di un'azienda che si chiama Twilio. Le mappe per calcolare il tragitto migliore per il driver di portare entro 2 ore la spesa a casa vostra non hanno dovute costruire, ma usano quella di Google e di Apple. Quindi il concetto qua è molto rappresentativo di questo recentissimo articolo su Harvard Business Review intitolato In the Digital Economy, Your Software is Your Competitive Advantage, che praticamente identifica le 3 grosse ere di sviluppo del software. La prima era i software monolitici come gli ERP, la seconda era software as a service, quindi cloud, e la era in cui siamo adesso, questa era di componenti, building blocks, che nella mia ricerca io chiamo digital resources, e adesso vi spiegherò di che cosa si tratta. Ma questi building blocks sono componenti che possono essere architettate, orchestrate, messe insieme in vari modi per creare innovazione tecnologica. E uno di queste componenti sono i digital data asset, di cui parlerò poi alla fine, che secondo me aprono delle prospettive interessanti per lo sfruttamento dei dati per creare valore. Questa ricerca è ormai 4-5 anni che ci lavoro. Molto recentemente, avendo preso questa posizione di visiting ad MIT, abbiamo fatto una serie di interviste nel 2020 con gli architetti della Digital Strategic Initiative e più recentemente focalizzandoci sui dati con i Chief Data Officer di grossi aziende. E quindi da qui vedrete ci sono alcuni esempi che voglio condividere
con voi. Ho usato il termine digital resources. Ho un paio di articoli scientifici da 50 pagine che vi suggerisco di non leggere, ma che dettagliano in maniera abbastanza precisa il concetto. A livello più generale, il concetto di digital resource, potete pensare a una digital resource come a una componente che ha delle caratteristiche particolari. Primo, è un asset o una capability, quindi rappresenta o contiene o un asset, cioè un elemento di valore di proprietà o a cui l'azienda ha accesso, quindi something we have, oppure una capability, una capacità di espletare alcune funzioni, per esempio i pagamenti. Okay? Quindi, classico asset o classica capability, qualunque essa sia, che però ha due caratteristiche fondamentali. Una è modulare, cioè è un componente modulare che può essere incastrato in altre iniziative, con la classica caratteristica della modularità che è che chi lo utilizza non ha bisogno di conoscerne le specifiche interne. E terza caratteristica, è incapsulato in una interfaccia digitale. Di conseguenza, chiunque voglia utilizzarlo può semplicemente tramite software, senza doversi preoccupare di come funziona, utilizzare questo componente di valore, questo asset o questa capability all'interno delle loro strategie. Vi do 3 esempi velocissimi che spero chiariscano le cose. 2 di questi esempi hanno a che fare con capability, uno di questi esempi ha a che fare con gli asset, e gli asset che ho scelto sono i dati. I dati sono un esempio di asset di valore, ma ce ne sono altri, per esempio qualunque elemento, qualunque componente di una proposta di valore, quale possono essere degli asset fisici, per esempio dei driver con le loro auto, quale potrebbero essere dell'hardware, dell'IoT, qualunque asset che possiamo pensare potrebbe essere strutturato come una digital resource. Vi do 3 esempi di aziende abbastanza grosse, abbastanza conosciute. Fidelity Investment, una banca spagnola che si chiama BBVA e poi McDonald's. Okay? E ognuno di questi esempi, diciamo, mette luce su uno degli aspetti delle digital resources. Abbiamo fatto tramite MIT, abbiamo fatto alcuni colloqui con Mihir Shah, che è a capo dell'Enterprise Data per Fidelity. Fidelity Investment è un'azienda da 20 miliardi, una grossa azienda. E abbiamo seguito un progetto durato 4 anni che è focalizzato sull'idea di creare long-term data assets, quindi asset di dati che abbiano un lungo ciclo di vita, che possono creare valore non solo immediatamente, quindi per use cases, non so se il termine use case viene usato in Italia, ma use case è una giustificazione per l'investimento, no? Quindi non solo per investimenti che vengono giustificati con degli use cases correnti, quindi risolvono un problema ora, ma anche per use cases to be identified, quindi creando la flessibilità in questi dati di un riutilizzo futuro in utilizzi al momento neanche conosciuti. Okay? Quindi il concetto di creare una struttura di questi dati che creasse agilità nel sviluppo di nuove value proposition. Questa era un po' l'idea fondamentale. Al lato pratico, e se poi vi interessa, abbiamo un briefing di MIT che potrebbe essere molto più digestibile dei miei articoli scientifici. Queste sono 3 pagine e lo posso condividere senza restrizione, quindi se interessa me lo fate sapere e ve lo mando, che fondamentalmente raccoglie questa esperienza.
Um, come ha fatto Mihir e il suo team? Come hanno raggiunto questo obiettivo di creare asset digitali dei dati che potessero essere riutilizzati in varie progetti conosciuti e non conosciuti? Fondamentalmente hanno riarchitettato tutta la struttura dati e un progetto, ripeto, di 4 anni, quindi Fidelity ha 6 business units molto indipendenti tra di loro, che però hanno dei bisogni trasversali, per esempio la gestione dei clienti, per esempio la gestione degli asset finanziari. E quindi hanno utilizzato una piattaforma che si chiama Snowflake, che è abbastanza conosciuta, um, che permette di creare dei digital data asset, cioè di incapsulare degli asset di dati digitali in modo che possano essere governati e utilizzati semplicemente tramite interfacce software. E questo gli ha permesso di renderli disponibili in un marketplace, dati marketplace interno, a tutte le business units, senza avere una grossa, come dire, una grossa burocrazia nella governance di questi dati. Una delle cose che Mihir nell'intervista mi disse era we don't want lawyers involved, non vogliamo l'ufficio legale ogni volta che qualcuno vuole utilizzare dei dati che debba essere contattato per capire se si può fare o no. Tutta questa governance deve essere fatta tramite l'interfaccia software. Un altro esempio che vi voglio dare non è nell'ambito dei dati, ma è sicuramente interessante, ed è l'idea di architettare come digitale una capability. E qui l'esempio è questa banca spagnola, BBVA, che fondamentalmente ha creato delle componenti in grado di originare dei finanziamenti per l'acquisto di auto. Quindi hanno componentizzato, modularizzato e poi incapsulato in questa interfaccia digitale la capacità di creare, originare un loan, un finanziamento. La strategia qual è? La strategia è di rendere disponibili come modulo ai concessionari di automobili questa capability, in modo tale che loro la possano incastonare o all'interno del loro sito, o all'interno delle loro app, o all'interno di un servizio in concessionaria, ovviamente intermediato da una persona. E quindi l'idea qual è? Tipicamente uno dei problemi che si pone quando uno deve acquistare un'automobile è di sapere se se la può permettere, se il finanziamento può essere fatto in tempo reale. Essendo la componente che risolve questo problema, questi finanziamenti vengono poi originati attraverso BBVA. Quindi spero che sia chiaro, ma il concetto di architettare questi asset e capability come digital resources è un concetto che crea agilità, rapidità e anche la capacità di interagire in mercati che prima erano distanti o che avevano frizione, cioè difficoltà ad essere raggiunti. L'ultimo esempio che vi do è il mio preferito, ed è un'azienda che conosciamo tutti, ed è importante perché dimostra una cosa fondamentale, che queste digital resources non sono solo fatte di software, ma quello che è critico è che questi moduli, questi componenti che sono incapsulati nel software, quindi vengono utilizzati come se fossero software, al loro interno non devono necessariamente essere software. L'esempio precedente lo è. Originare un finanziamento può essere fatto in maniera completamente automatizzata. Ma cucinare un hamburger, nonostante ci sia gente che sta lavorando sui robot da cucina, non è ancora una cosa completamente automatizzata.
Quindi McDonald's cosa ha fatto? Doveva risolvere il seguente problema. Dovevano risolvere su scala mondiale, quindi 36.000 store, 36.000 ristoranti, il seguente problema. Se noi abbiamo un ordine digitale o un ordine qualunque, da qualunque canale esso avvenga, come facciamo a creare un'esperienza consistent, quindi sempre uguale e ovviamente strutturata in maniera che ci avvantaggia? E a livello architetturale quello che hanno fatto utilizzando Amazon Web Services è stato di incapsulare fondamentalmente ogni ristorante entro un'interfaccia digitale, tale per cui all'atto pratico cosa succede? Che voi ordiniate al McDonald's direttamente tramite un chiosco, come quello che si vede qui su questa slide a destra, che voi ordiniate tramite l'app proprietaria di McDonald's, che voi ordiniate tramite un Deliveroo o altro intermediario, o che voi ordiniate tramite un partner, per esempio una catena di alberghi che all'interno della propria app permette di ordinare McDonald's. In qualunque di questi casi l'ordine viene veicolato a un modulo centrale, il quale poi lo passa al ristorante giusto, cosa che permette di fare tutta una serie di ottimizzazioni. Per esempio, se l'ordine è per delivery o per pick-up ha un orario successivo, questo modulo può prendere in considerazione la location del driver o del rider e solo far partire l'ordine in cucina quando è ottimale per averlo pronto all'arrivo del driver, quindi producendo poi una qualità del servizio superiore, cioè tradotto le patatine fritte non arrivano tutte molli, ma arrivano ancora quasi come appena cucinate. Però la cosa che è interessante è che vi potete immaginare ogni ristorante, e quindi questa capability di cucinare il menù McDonald's, come un modulo che viene esposto tramite software. E questo permette di fare due strategie alle quali probabilmente voi dovreste pensare e cominciare a prepararvi per essere in grado di partecipare in questa onda futura di innovazione. Ci sono due fondamentalmente strategie che questo concetto di digital resources va a impattare. Una io la chiamo digital resource orchestration, l'altra la chiamo digital resource creation. Quindi digital resource orchestration è molto simile all'esempio che vi ho fatto di Instacart, quell'azienda che sfruttando un modulo di pagamenti da Stripe, un modulo di comunicazioni da Twilio, un modulo delle mappe da Google Maps, sfruttando una partnership con i supermercati, sfruttando una partnership con i drivers, riesce ad orchestrare una value proposition sostanziale che è la spesa a casa in 2 ore, no? Entro le prossime 2 ore vi porto la spesa a casa, a orchestrare tutta questa value proposition, avendo però costruito, avendo proprio sviluppato internamente una minima parte di questa value proposition. E quindi aziende grosse si stanno architettando per fare questo, ma come un po' la storia di tutte queste innovazioni tecnologiche, mi aspetto che questo tipo di mentalità di orchestration presto andrà a toccare praticamente tutte le aziende. Quindi il mio suggerimento ai manager di oggi che si trovano magari in un'industria che è sempre un po' più lenta o che hanno aziende più piccole, è semplicemente di cominciare a documentarsi, cominciare a capire e a sperimentare l'utilizzo di queste digital resources. L'altro grande vettore di opportunità è digital resource creation, e quindi c'è potenziale, come abbiamo visto con la banca BBVA, di architettare, di creare delle value proposition indipendenti che sono nella forma di digital assets o di digital capabilities, quindi che sono nella forma di digital resources. E qui
come manager il mio suggerimento sarebbe di lavorare al contrario, cioè di interrogarsi su quali sono gli asset, magari dei dati, o delle capabilities che sono uniche o che l'azienda è in grado di creare, offrire in maniera unica, differenziata nel mercato, e di interrogarsi se per aprire un mercato molto più ampio di sbocco di queste asset e capability non sia arrivato il momento di modularizzarle e incapsularle in questa interfaccia software in modo tale che siano quasi self-service. Se facciamo questo all'interno dell'ambito degli asset dati, allora entriamo in quell'ambito che noi chiamiamo data liquidity. E data liquidity è un concetto che è molto simile al concetto di financial liquidity. So, financial liquidity rappresenta quanto rapidamente un asset finanziario può essere tramutato in cash. E cash può essere riutilizzato in una miriade di investimenti perché è l'asset più liquido. Data liquidity quindi cos'è? E data liquidity è un concetto che è molto simile la facilità di riutilizzo e ricombinazione in nuovi use cases dei dati. Quindi se tradizionalmente in un'azienda i dati venivano monetizzati con una pianificazione su quale sarà il use case che genererà un valore e poi i dati venivano preparati specificatamente per questo utilizzo, la nuova frontiera è quella dei digital data asset, cioè l'idea di strutturare i dati non in maniera specifica, e qui l'esempio di Fidelity è l'esempio diciamo di scuola, ma di strutturare questi dati in maniera che siano dei digital data asset, che possono essere riutilizzati e ricombinati tramite questa interfaccia digitale in utilizzi previsti o in utilizzi che emergeranno dinamicamente nel futuro. E quindi all'atto pratico, di nuovo, se io fossi un manager, se dovessi fare dare un suggerimento ai manager di oggi, direi: investighiamo la possibilità di digital data asset creation. Ci sono dei dati che possono avere un utilizzo in una strategia di sell, quindi data monetization selling, o che possono avere utilizzo a partner, per cui possono creare valore in partnership. In questo caso potremmo architettarli come digital data assets. Oppure cominciamo a guardarci intorno per la disponibilità di digital data asset che noi possiamo usare in una strategia di digital orchestration all'interno dell'azienda. In un caso o nell'altro cerchiamo di capire come sta evolvendo il mondo verso questa struttura modulare delle value propositions, dove non creiamo più dei monoliti interni oppure in the cloud, ma andiamo a creare delle soluzioni dinamiche componentizzate tramite queste digital resources. Ok, come ha detto Antonio, preferirei essere lì che qui. E su questa slide che mi intristisce perché non sono lì, se volete ho qualche minuto per un paio di domande, poi devo correre a prendere questo aereo. Intanto grazie Gabriele per aver condiviso con noi questa ricerca e soprattutto la prospettiva, che penso sia interessante per tutti gli operatori qua presenti e per quelli che sono in ascolto. È evidente che nel futuro ci sono tante soluzioni che ci consentono di implementare i dati e trasformarli in liquidi, e per liquidi intendiamo tutto ciò che è un valore prontamente spendibile. Io penso che su questo tema ci siano tante domande, tutti quei paper che tu puoi condividere al di là dell'aspetto tecnico io credo che saranno interessanti per la nostra platea, però se ci fosse qualcuno che volesse immediatamente interagire con il professor Piccoli ne approfittiamo, anche perché è stato da noi 2 settimane fa. In quelle 2 settimane abbiamo avuto la possibilità con Geasar e con tutti i manager del food and beverage di condividere un'ulteriore ricerca e di vedere anche strumenti applicati. Ecco, in quell'occasione ha surfato, quindi era più contento, però non si sottrarrà neanche adesso al confronto.
Qualcuno probabilmente, e guardo anche Gianluigi e Robert per eventuali domande. So Gabriele che hai un volo, vedo qua il tuo contatore che scorre sul mio telefono, quindi cerco di approfittarne. Ecco, c'è una domanda, Gabriele, che arriva direttamente dai nostri ascoltatori online. Sì, rendere liquidi i dati da tutti i punti di vista, quindi cercare di implementarli correttamente nelle strategie aziendali per finalizzarli. Tu hai approfondito nel corso della tua carriera le dinamiche legate al turismo. Mi aveva colpito una ricerca fatta in Cornell, forse ai tempi già di quando abbiamo condiviso, almeno con me, quell'esperienza nello stato di New York, quando Marriott sperimentava la digitalizzazione pura di tutti i servizi, un po' richiamando quello che sta facendo adesso nel food McDonald's. Però allora questa sperimentazione, se non ricordo male, aveva dei chiaroscuri, perché in ambiente hotellerie pura la digitalizzazione poi ancora non riesce ad essere completamente applicata, almeno dal punto di vista dell'automation, quindi della trasformazione dei servizi. Rispetto a quella ricerca, Gabriele, abbiamo fatto dei passi avanti, il mercato è, anche dopo il Covid, ancora un po' tiepido, oppure abbiamo qualche segnale differente? Ma secondo me, quando parli di digitalizzazione in settori come l'hospitality, sicuramente due strategie che sono, quando parliamo di dati, che sono, che vanno valutate attentamente sono improve, quindi l'utilizzo interno, ma questo non tange il cliente, e poi wrap, right? Quindi l'utilizzo dei dati a contorno, a supporto del prodotto, che ovviamente è un prodotto, è un servizio che viene espletato in coproduzione, quindi in una bellissima venue come ovviamente sono quelle che mi mancano tanto adesso che non sono lì in Sardegna. Quindi quello che direi io è che il passo avanti che è stato fatto e su cui non si tornerà assolutamente indietro, no? Già si parla di metaverso e di tutte queste cose qua che onestamente um, sono tutte da definire. Chiunque sappia cos'è il metaverso, secondo me non sa di non sapere a sufficienza, no? Perché è tutto da definire. Ma sicuramente la traiettoria è chiara, si va in quella direzione lì. Quindi, all'atto pratico, quello che mi sento di dire è questo, che la digitalizzazione va abbracciata a tutto tondo come strumento di contorno a un'esperienza. È evidente che se parliamo di ristorazione, e quando ero lì la settimana scorsa, questa discussione è venuta poi fuori, no? In discussione. Se abbiamo un prodotto commodity, quale potrebbe essere una pizza, quale potrebbe essere il fast food, allora la componente di servizio dovuta alla convenience può essere significativa e in quel caso utilizzare la digitalizzazione crea grandi opportunità. Uno degli esempi di scuola della digital transformation è Domino's Pizza. Quindi, se vogliamo, mi viene in mente una cosa su cui sempre sorrido. Si dice sempre che i settori dell'ospitalità sono indietro tecnologicamente, no? Magari è vero in media, però l'hospitality aveva l'e-commerce prima ancora che ci fosse internet, e parlo di Sabre Reservation System per le airlines e parlo di Holidex per Holiday Inn and Hospitality. E alla stessa stregua il food and beverage c'aveva la digital transformation prima che diventasse di moda, perché se voi volete vedere un'azienda che ha sfruttato la digitalizzazione al massimo, andate a vedere il caso studio di Domino's. Ovvio che se io ho un ristorante 5 stelle di fronte o di fronte a una bellissima isola, fosse Tavolara, fosse la Maddalena o quello che è, dove l'ambience, l'esperienza sul luogo è importante, la digitalizzazione ha un aspetto magari più marginale, ma detto questo, i nostri clienti hanno sempre in mano il cellulare, quindi ridurre la frizione nelle prenotazioni,
incrementare la possibilità di raccogliere dati personalizzati, offrire un servizio personalizzato migliore. Il mio primo caso studio con Harvard era nel 2001 e si intitolava Fostering High Touch with High Tech. E già nel 2001 era chiaro che la tecnologia non è un ostacolo all'high touch e all'ospitalità, ma è un enabler. A volte questo sarà front and center, a volte questo sarà nascosto, ma l'opportunità della digitalizzazione è trasversale. Gabriele, grazie davvero, noi ti aspettiamo di nuovo con noi, so che non mancherai, anche sei uno che surfa anche con 12 gradi, quindi tranquillamente ti aspettiamo anche a gennaio. Grazie ancora, ti lasciamo al tuo aereo e aspettiamo con ansia questi tuoi nuovi contributi per Harvard. Ciao Gab. La prossima volta sarò lì con voi. Ciao. Ti aspettiamo. Io direi, Lucio, di continuare, allora chiamo con me il collega Gianfranco Fancello e i protagonisti della nostra tavola rotonda, che sono il professor Del Giudice, il professor Pereira e la professoressa Cillo, che insieme al collega Gianfranco Fancello ci aiuteranno a individuare alcuni driver utili per comprendere lo sviluppo del sistema turistico, ma in sicurezza, sia dal punto di vista dell'ottimizzazione delle risorse umane che hanno a che fare con la tecnologia e sia anche della cyber security. Quindi chiedo ai nostri ospiti di raggiungerci. Nel frattempo, Gianfranco, noi abbiamo i nostri soliti appunti sui dati locali e quindi a te la parola. Stavolta saremo più veloci e daremo giusto un paio di spunti anche per introdurre il tema. Come sapete, con Antonio ci ritagliamo sempre un po' di slide per aggiornarvi sull'andamento dei dati, su come sta andando e come è andata la stagione. Li guardiamo un attimo, a maggior ragione oggi che parliamo di... Ci sono le sedie, sì? Perfetto. Sì. A maggior ragione oggi che parliamo di dati, velocemente andiamo a guardare come possono essere usati i dati per capire i flussi di traffico. Tra l'altro i dati che vedremo oggi sono tutti dati open, quindi che riguardano per esempio il traffico aereo in Sardegna. Questa curva ormai la conoscete, chi è un abitué del call to action conosce bene questa curva e sa che di mese in mese noi la aggiorniamo per darvi dati sempre più... così va bene, ok? Dati sempre più aggiornati. Qui quello che possiamo dire, sì, ho il microfono anche qua, bene, quello che possiamo dire è che, come potete vedere, il 2022 ricalca esattamente, sembra quasi fatto apposta, addirittura con un piccolo incremento, che era quello che avevamo già introdotto la volta scorsa, il 2019, che è l'anno un po' di riferimento pre-Covid, con performance generali, parliamo dei 3 aeroporti sardi, arrivi e partenze, superiori praticamente da aprile in poi. Vedete che la curva azzurra, che è quella del 2022, sta sopra la curva verde, che è quella del 2019. Si è detto più volte che il luglio e l'agosto, ma devo dire anche il settembre di quest'anno sono stati i migliori di sempre, e questo poi andiamo a vederlo, si ribalta dove? Sui 3 aeroporti, in particolare Alghero, che ha avuto una performance dal punto di vista del settembre veramente rilevante, del settembre 2022, con oltre 187.000, quasi 188.000 passeggeri, ben superiore ai 155 del 2019, quindi con un incremento significativo e quindi con una ottima performance di tutto il periodo e di tutto il 2022 rispetto al 2019. Cagliari l'abbiamo già descritto nei mesi precedenti e soprattutto la scorsa volta, ha una performance un po' più complessa, quindi rispetto al 2019 agosto si comporta leggermente meno bene nel 2019 nel 2022 rispetto al 2019. Vedete la curva celeste che ad agosto è un po' più bassa rispetto a quella del 2022, un po' più bassa di quella del 2019, ma comunque le curve ricalcano abbastanza bene. Vediamo Olbia, e invece Olbia, siamo qui, Olbia ha una performance, chi è di Olbia poi l'ha vissuto direttamente l'ha visto direttamente, ottime performance di
luglio e di agosto, con mediamente 680.000, abbiamo un picco di 685.000 passeggeri totali ad agosto, ma anche settembre è andato molto bene con circa 463.000. Quello che diamo in più stavolta, oltre ad aggiornare i dati, è andare a vedere quali sono non tanto le destinazioni, le rotte principali, e quindi in termini di rotte andiamo a vedere quali sono le rotte principali, sempre open data, che andiamo a prendere i dati ENAC che utilizzano, ci presentano i dati nazionali sopra i 100.000 passeggeri anno e i dati internazionali sopra i 50.000 passeggeri anno. Qui ci rivolgiamo, siccome sono dati annuali, al 2019, ma abbiamo visto che il 2019 è molto simile al 2022, quindi abbiamo fatto una performance dal punto di vista una valutazione dal punto di vista della rispondenza del dato e siamo molto vicini. Guardate un po' per capire anche i comportamenti e da dove provengono. Guardate Alghero non ha rotte sopra i 50.000 passeggeri anno internazionali, quindi Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Borgo Panigale e Oral Serio. Cosa vuol dire? Che le due principali rotte sono le rotte che in questo momento su Alghero vanno sotto l'ombrello della continuità territoriale. Olbia invece ribalta la situazione, addirittura ha un Milano Malpensa che è nettamente superiore, ma guardiamo quante rotte internazionali sono sopra i 50.000 passeggeri anno, da Monaco a Londra, ad Amsterdam, Parigi, Düsseldorf e così via, e quindi con una varietà anche e una ampiezza in termini di passeggeri determinati appunto dalla rete ampia e strutturata. Non leggo i dati, ma li potete vedere direttamente da soli. Tra l'altro la slide e anche il grafico, lo spessore della carta indica anche la quantità di passeggeri che si movimentano. Su Cagliari invece, Cagliari città che è fortemente legata alla continuità territoriale dal punto di vista del traffico, basta vedere che Roma Fiumicino fa più del doppio della seconda linea, che è il Milano Linate, il Milano Malpensa, e abbiamo invece una quantità minore di rotte internazionali semplicemente solo sulla Londra, sulla Barcellona e su Madrid e su Basilea. Questo ci aiuta a capire anche in che modo i tre aeroporti vanno ad intercettare mercati diversi sulle singole rotte e sulle singole tratte. Questa slide di chiusura ci racconta che cosa? Quindi destinazione, passeggeri, abbiamo un mercato di zona UE, quando parliamo di zona UE non includiamo l'extra UE, e cioè la Svizzera, mentre UK è ancora dentro UE, e quindi abbiamo il 76% che proviene dalla zona europea, Svizzera e gli altri paesi europei non all'interno dell'Unione Europea, e poi abbiamo il resto del mondo, diciamo extra UE, che è il 13%. Potete vedere qui nella slide a destra con i tre aeroporti, Alghero, Cagliari e Olbia, in particolare Olbia è quella linea verde, guardate le principali destinazioni e vedete la preponderanza, visto che siamo su Olbia ci soffermiamo un attimo. Germania poco meno di 500.000 passeggeri, UK 211.000, Francia 286.000, Spagna invece 74.000, dove invece in Spagna prevale Cagliari, così come in Polonia prevale Cagliari e Belgio prevale Cagliari. Allora, questo è giusto per darvi un elemento di riferimento, come è possibile attraverso dati aperti, quindi disponibili a tutti, poter fare dei ragionamenti un po' più strutturati sulle provenienze, sull'organizzazione e su come sulle quelle che sono i flussi che connotano maggiormente le destinazioni in arrivo, appunto, i flussi in arrivo nei tre aeroporti. Questo può essere ad essere una base di ragionamento sulla quale poi struttureremo la nostra tavola rotonda. Su questo io direi, Gianfranco, ci innestiamo subito con i nostri ospiti proprio per capitalizzare la loro presenza qua e contaminarci anche, perché i colleghi vengono tutti da esperienze internazionali, per cui abbiamo il professor Del Giudice che è un full professor di Innovation Management alla Link University, e poi tra i suoi vari interessi è anche forse l'unico editor in chief a livello europeo di una rivista di fascia che per noi significa a livello scientifico una rivista ad alto impatto e ad alta divulgazione. E allora Manlio, noi oggi parliamo di dati, stiamo cercando di condividere con gli operatori non solo il senso del dato ma la sua utilità. Però mi viene subito in mente uno dei temi che a te stanno molto a cuore e che approfondisce a livello mondiale, che è la cyber security. Non ne abbiamo parlato nei diversi contesti, però è un tema centrale. Certo.
inquadriamolo e proviamo a dare anche qualche buon consiglio per proteggersi senza limitarsi. Assolutamente, grazie mille professor Usai, grazie mille Antonio, e davvero ritrovarmi in questo scenario, in questa cornice così bella della Costa Smeralda è sempre un grandissimo piacere. Ringrazio anche Gesar per l'ospitalità in questa meravigliosa location. Effettivamente è come tu dicevi, e come diciamo vediamo anche dai dati, in effetti il turismo ha iniziato a riprendere ovviamente dopo i 2 anni della pandemia, ma chiaramente non si è fermato tutto il flusso di dati che anche durante gli anni della pandemia ha continuato a circolare su internet, per cui i rischi connessi con la circolazione dei dati ovviamente sono restati molto alti. Allora, di cosa ci dobbiamo preoccupare? Tu hai detto giustamente, io sono da qualche anno editor in chief di JKM, una rivista top tier che si interessa appunto di gestione della conoscenza, quindi di gestione dei dati. È la terza rivista al mondo in information science, non una rivista al mondo di management, ed è una rivista che in particolare un po' perché è stato insomma il mio input di cross fertilizzazione tra comunità scientifiche diciamo differenti, si è interessata anche di cyber security e ultimamente in particolare di tutte le problematiche che sono connesse diciamo, insomma, alla problematica della gestione dei dati in settori anche molto diversi fra di loro. In particolare relativamente al turismo il problema è serio, perché gran parte delle transazioni che negli ultimi 2 anni hanno riguardato il mondo diciamo globale del turismo sono passate ovviamente attraverso internet. Ovviamente era un mondo in remoto, un mondo a distanza, un mondo che viveva di south working, di remote working, e chiaramente tutte le prenotazioni, le offerte, tutti i dati continuavano a viaggiare. Allora una parte diciamo dei rischi sono quelli che chiaramente classicamente conosciamo. Ricorderete tutti quanti il data breach che c'è stato qualche anno fa su Starwood Marriott, dove sono stati rubati oltre 500 milioni di account, quindi dati relativi a oltre mezzo miliardo di account, dati che riguardano le prenotazioni, ovviamente dati sensibili, dati riguardanti l'anagrafica e via dicendo, che hanno dimostrato la fragilità di molti operatori turistici, ma chiaramente non solo esponendo a rischi certi la loro clientela, ma anche esponendosi loro a delle multe. In quel caso particolare ci sono multe di oltre 20 milioni di dollari, e quindi anche un costo certo e reale per l'operatore che non era stato sufficientemente vigile e attento alle procedure di sicurezza. Allora che cosa dovrebbe cambiare? Innanzitutto bisognerebbe iniziare a dotare il comparto di figure che siano effettivamente pensate per contrastare questi rischi. Come sai, in Link Campus ci interessiamo da anni dei rischi connessi alla sicurezza, alla cyber, all'intelligence internazionale, con particolare riferimento al centro di ricerca che dirigo, il CERMES, ultimamente si è interessato in particolare del fenomeno del cryptojacking, ossia di tutti quegli attacchi informatici che sono finalizzati a creare percorsi di mining di criptovalute ai danni di ovviamente utenti che non hanno la più pallida idea che sono vittime di trojan immessi nei loro computer, e i loro computer sono diciamo inconscientemente, inconsapevolmente conniventi di un reato che è appunto il mining di criptovalute. Perché noi siamo tutti quanti esposti, non solo come utenti. Vado in hotel, bucano la rete dell'hotel e quindi prendono i miei dati, ma non c'è solo un problema di questo, bucano anche le credenziali del mio smartphone, bucano anche il mio laptop, si attaccano al mio laptop, si attaccano al mio cellulare che è sempre connesso, il mio cellulare è costantemente acceso, ad esempio i cellulari, gli smartphone di tutti quanti, perché ci lavoriamo ovviamente con gli smartphone, sono costantemente accesi, ma si attaccano come delle sanguisughe e utilizzano l'hardware e il software a nostra insaputa per drenare criptovalute. Allora ci sono una serie di fenomeni che richiedono la formazione e l'inserimento anche nelle aziende, nei CDA delle aziende, perché spesso le figure dirigenziali non sono
esplicitamente formate su questi tipi di rischi, come ad esempio il Chief Information Security Officer, il CISO. È una figura che è dedicata esclusivamente alla valutazione e al monitoraggio di tutta una serie di rischi, per cui anche nelle strutture turistiche sarebbe assolutamente auspicabile che ci fossero delle figure formate adeguatamente su questo. La continuità che si realizza anche qui fisiologicamente tra università, tra dipartimento e aeroporto fa pensare che probabilmente i percorsi che dobbiamo offrire ai nostri studenti, io sono alla fine un professore universitario come te Antonio, come la collega Valentina Cillo, come il collega Vijay Pereira, siamo tutti professori universitari e quindi abbiamo nel nostro DNA, nella nostra mission, il trasferire ai nostri studenti qualcosa che serva veramente alle imprese. Cosa serve? Serve proteggersi. Il mercato della cyber security è stato stimato nel 2025 arrivare a 2,1 miliardi di dollari, quando nel 2021 era scarso 1,4 miliardi. Quindi c'è un salto fortissimo, c'è quasi un raddoppio in pochissimi anni di tutte le tecnologie, di un mercato che è legato a queste tecnologie. Quindi tecnologie, mercato collegato alle tecnologie, figure professionali che sono legate a questo. E ancora di più, ovviamente, nel settore del turismo, che è uno di quelli che ovviamente non solo qui in questa meravigliosa regione dove si avverte e non si avverte stagionalmente, perché come il collega che parlava prima surfa a 12 gradi, ovviamente siamo tutti quanti contenti di venire in Sardegna indipendentemente dalla stagione perché è sempre bella. E questo è quello che un po' succede in tutto il sistema Italia, in tutto il sistema euro-mediterraneo in effetti, ma che succede anche in tante altre location che sono costantemente esposte ai rischi della cyber security. Grazie Maglio. Vedete, cyber security trasversale è ormai diventato un asset per le imprese, perché evidentemente bisogna internalizzare il valore della cyber security non tanto per proteggersi, ma per lavorare serenamente sul mercato ad armi pari. E in questo, Valentina, noi abbiamo lavorato, la collega Valentina Cillo, l'Incampo University, professore associato, con la quale abbiamo condiviso diverse esperienze di ricerca, alcune delle quali sulla performance delle destinazioni. Ricordo un bel lavoro che è dato su una rivista importante di turismo, nel quale abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione sul dato al servizio della performance, non del prodotto, perché poi tante volte, anche adesso parlando di cyber security, noi ci concentriamo sull'impresa e quindi su come l'impresa produce valore, su come l'impresa deve proteggersi. In realtà nel turismo l'impresa confluisce in un sistema molto più grande che è la destinazione. E allora noi ci siamo messi proprio questo obiettivo: studiare la destinazione e le sue performance non solo e non unicamente come frutto dell'unione delle performance di tutti gli agenti, l'abbiamo visto oggi in tante presentazioni, ma abbiamo considerato la destinazione in sé, con tutti i problemi del caso. Allora, assolutamente, grazie innanzitutto per l'invito, per il graditissimo invito e congratulazioni per l'eccezionale organizzazione. Domanda molto interessante, chiaramente interrogati tanto su queste tematiche durante anche lo sviluppo del lavoro, anche con diverse poi tappe evolutive, nel senso che ci sono stati anche poi dei passaggi di presentazioni durante nell'ambito anche di conferenze del lavoro. Sì, certo. Eccoci qui. Quindi colgo gli spunti anche lanciati con la domanda, perché ci sono veramente è ricca, densa di riflessioni, la domanda. La prima, giustamente, come notava il prof Usai, Antonio, è che già nell'ambito comunque degli studi che abbiamo svolto ci siamo resi conto che il focus nell'ambito turistico chiaramente della ricerca, ma in generale comunque anche se parliamo di addetti al marketing, questo è un argomento che è interessante, non può essere tanto la città, il comune, la regione, ma ci deve essere un superamento di questa logica che è un po' geografica e amministrativa a favore di un concetto più di territorio, e noi su questo in Italia siamo abbastanza avanzati, abbiamo coniato il termine di genius loci e quindi dovremmo essere già naturalmente predisposti ad accogliere questo tipo di concetto. Però è un aspetto che è importante sia per le implicazioni teoriche e scientifiche che per l'aspetto
aspetto anche più, diciamo, di policy, no? Di politiche. Altro aspetto appunto molto interessante che abbiamo notato nell'ambito, diciamo, di questo studio è che e questo poi ce lo confermano anche i dati comunque del World Economic Forum sul Travel and Tourism Competitiveness Index, è che fondamentalmente le performance del settore travel e tourism non a caso sono, diciamo, strettamente connessi, come si diceva anche stamattina nell'intervento di questa mattina, e che sono frutto di un approccio ecosistemico e non di singolo intervento. Il report appunto del World Economic Forum a cui abbiamo fatto riferimento, che poi è stato aggiornato, diciamo, recentemente con dei nuovi dati sul settore, non considera soltanto il numero di notti che il turista spende nella località o se torna, questo è un aspetto importante chiaramente, ma considera tutta una serie, diciamo, di asset che sul territorio, diciamo, ci sono e che in qualche modo poi gli amministratori e tutto l'ecosistema legato al turismo deve essere in grado di valorizzare. Ed è grazie a questo approccio che ci spieghiamo perché negli ultimi anni noi, nonostante siamo più avanti in termini di dotazione di asset dal punto di vista di culturale, dal punto di vista dei in qualche modo dei monumenti, del patrimonio artistico e culturale, del patrimonio naturale, siamo sempre sorpassati, siamo in ottime posizioni, sicuramente quest'anno siamo alla 10ª posizione, però siamo sempre sorpassati da altri paesi, perfino da paesi che ci potremmo stupire come la Svizzera, che diciamo in qualche modo ha delle performance migliori delle nostre. Allora, a partire, diciamo, anche dai risultati della ricerca che abbiamo svolto e che secondo me sono veramente molto interessanti perché si collegano a un tema fortemente, diciamo, attuale, che è quello dell'industria 4.0, abbiamo visto come grazie all'innovazione tecnologica oggi sia possibile coniugare un approccio di performance che è un po' più legato, diciamo, alla quantità e a un concetto, diciamo, di mass production, tant'è vero che anche nel turismo si parla di turismo di massa, coniugare un approccio più di nicchia. Abbiamo visto prima i dati di Olbia di Alghero nell'ambito, diciamo, della regione Sardegna sicuramente può rappresentare più una destinazione di nicchia rispetto a Cagliari, però è possibile grazie alle nuove tecnologie, grazie all'integrazione di tutta una serie di tecnologie abilitanti con sistemi di CRM avanzati, poter coniugare un approccio di massa che quindi chiaramente beneficia di economie di scala, di economie di costo, quindi in particolare con però un approccio più di nicchia, dove è possibile comunque personalizzare l'offerta, far sentire comunque l'utente, diciamo in qualche modo non è il consumatore ma è proprio il turista, coccolato e seguito, quindi tenere insieme, diciamo, dare vita in qualche modo a quell'approccio di mass customization di cui si parla quando si parla di industria 4.0. Grazie Valentina, poi ritorneremo sul tema nel secondo giro di battute e anche con Gianfranco. Un aspetto interessante che noi stiamo cercando di superare con un nuovo progetto che magari riusciremo a candidare anche nell'ambito del PNRR e richiama il tema che ci ha presentato questa mattina il dirigente degli sistemi informativi della Regione Sardegna, che è l'approvvigionamento del dato. Noi continuiamo a scontare, e questi indicatori di performance ce lo dimostrano, non tanto la tecnologia al servizio del dato, ma quanto il dato che non consente alla tecnologia di esprimersi compiutamente. E allora su questo stiamo provando a sviluppare la portata delle piattaforme sperimentali, ci auguriamo di poterle mettere in campo per il PNRR, c'è un progetto coordinato dal professor Del Giudice in questo senso che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, stanti i bandi PNRR, però ecco, cerchiamo proprio questo, da quello che dicevi tu, di proiettarci avanti. E in questa situazione c'è un equilibrio molto particolare, che è quello tra tecnologie e risorse umane, perché è chiaro per tutti che nel momento in cui il dato non arriva in autonomia grazie alla tecnologia, ma lo dobbiamo inserire per qualche motivo, è evidente che la risorsa umana ha un peso. E allora chi meglio del professor Pereira, che viene da una business school prestigiosa, che è la Noema Business School di Parigi, chi meglio di lui che si occupa di risorse umane e di sviluppo dell'economia tramite le risorse umane ci può dare una risposta. Vijay, a fronte di tutte le ricerche che tu hai prodotto negli anni, secondo te il settore turismo troverà mai un equilibrio tra tecnologia e il ruolo fondamentale delle risorse umane? Richiamo quello che diceva il professor Gabriele Piccoli. Lui ci ha detto: monitoriamo dei fenomeni dove la tecnologia cerca di arrivare oltre le risorse umane per rendere autonomi molti processi, e in realtà la risorsa umana continua a essere fondamentale, però anche lì, caricamento dei dati,
non lo facciamo. Limite umano rispetto alla potenzialità della tecnologia. Come risolviamo questo equilibrio e che cosa possiamo suggerire ai nostri operatori? Thank you, Professor Antonio, for this very interesting question. I come from a place called Goa, which is now in India, but it used to be Portuguese till 1961, but tourist place. And I've done a lot of research in terms of the linkage, as you say, between Quindi volevo parlare proprio del legame, come stavamo dicendo, dell'elemento umano in questa industria. Per esempio, quindi quando parliamo di ristoranti, della presenza umana, si tratta di un settore in cui l'essere umano è al centro. Quindi che cos'è che stiamo facendo in qualità di manager nell'industria dell'ospitalità? Quindi che cos'è che stiamo facendo, che cosa ancora possiamo fare? Quindi, come hanno già detto, in termini sia di dati che di tecnologie, sì, li stiamo usando, però c'è del potenziale ancora inesplorato. Però i big data si stanno evolvendo. Per esempio, negli ultimi giorni stavo controllando le statistiche. Per esempio, 6 milioni di turisti sono già arrivati in ottobre dalla Germania, mentre l'anno scorso erano 2,5. Quindi questo cosa determina per il settore? Vediamo per esempio la Francia, la Germania o l'America. Ci saranno dei turisti che arriveranno dalla Cina. Per questo il lavoro in questo settore è sceso quasi del 25%. Ed è stato un colpo soprattutto per le donne impiegate in questo settore, perché più della metà ancora non è ritornata. Quindi c'è stata una differenza sostanziale, parlo soprattutto del settore nella Sardegna, passando dal 2021 al 2022. Quindi la mia risposta al professor Antonio sarebbe divisa in 3 aspetti. Uno è che cosa possiamo imparare da quello che sta succedendo, in particolare per quanto riguarda il settore turistico, e quindi su come possiamo essere resilienti. Quindi possiamo essere resilienti imparando dal passato, impariamo dal passato per il futuro. Quindi che cosa può fare l'industria per il suo capitale umano, per le sue risorse umane? A un livello più grande, anche che cosa sta facendo il governo, quali sono le politiche in atto. Ricordatevi che il settore turistico vive soprattutto in certe stagioni, quelle estive. Quindi è molto difficile per chi ci lavora in determinati mesi, però bisogna sempre tenere felici i propri clienti. Quindi proprio parlando di resilienza, quanto può essere resiliente questa industria, sia dal punto di vista umano ma proprio anche da quello organizzativo. Poi dobbiamo parlare di agilità. Come possiamo essere più reattivi, più proattivi, in quanto le persone che lavorano in questa industria molto importante sono collegate ovviamente all'economia. Quindi questo si ricollega a un aspetto chiave: come troviamo le persone giuste, come le formiamo per questo lavoro. Quindi nello stesso settore, in altre parti del mondo, come ci possiamo confrontare con loro? Queste sono le cose che dobbiamo vedere principalmente, che dobbiamo tenere d'occhio su come utilizzare i dati. Poi l'ultima parte è sulla sostenibilità, perché se vogliamo continuare a crescere in questo settore, se vogliamo che le persone tornino alle stesse destinazioni, se vogliamo rendere la Sardegna sempre al centro del turismo,
dobbiamo pensare alla sostenibilità, quindi all'ambiente, ai prodotti che utilizziamo, alla formazione, all'uguaglianza di genere, al modo in cui utilizziamo i nostri lavoratori. E questo è qualcosa sulla quale ci possiamo focalizzare, è qualcosa che accade in tutto quanto il mondo, in tutte le destinazioni. E ve lo dico nuovamente, quindi la prima cosa è la resilienza, poi l'abilità di accesso. E questi sono degli argomenti fondamentali per il futuro, per quella che è il settore dell'ospitalità. Ovviamente a livello mondiale, e penso che per la Sardegna la situazione non sia diversa da ciò. E soprattutto se vogliamo andare all'epoca, al periodo che arriverà dopo il Covid, e questi sono i 3 aspetti principali che renderanno possibile un cambiamento, un vero cambiamento, e che ovviamente sarà una situazione di win-win in cui tutti guadagneranno e vinceranno. Ovviamente vogliamo un'economia forte, dare lavoro ai nostri cittadini, vogliamo che la Sardegna sia sostenibile e soprattutto vogliamo dei clienti turisti felici. Devono tornare, venuto qui 2 volte e tornerò a breve. Grazie. Grazie, quindi i tre elementi centrali, quindi li abbiamo colti, e certamente un suggerimento quantomeno importante per la ripresa. Volevo fare un secondo giro abbastanza veloce, riprendo dal professore De Giudice sul tema appunto della cyber security. Tra l'altro capita a caso, lunedì presa diretta ha dedicato 2 ore su Rai 3 sul tema della cyber security, aprendo uno scenario abbastanza preoccupante, devo dire, per chi ha visto la puntata, su quello che ci aspetta. Allora, per un settore, diciamo, delicato, che è fatto sì di grandi imprese, ma è fatto anche di piccolissime imprese, di soggetti che operano da soli, che con il loro modem, con il loro wifi sono collegati, condividono informazioni sensibili. Allora, la prima veloce domanda è: un operatore come può in qualche modo difendersi o comportarsi o opporsi di fronte a questo problema, che naturalmente ha uno scenario più ampio? E poi invece un secondo di prospettiva. Lei parlava prima di criptovalute. Noi diciamo abbiamo nella letteratura generale il tema della criptovaluta legata sempre a qualcosa di oscuro, di poco chiaro. Invece diciamo il tema è come in un futuro più o meno prossimo il tema può essere introdotto e farla diventare realmente un elemento di validità all'interno di questo percorso, di questo scenario legato all'evoluzione del turismo. Grazie mille, sono delle domande interessantissime ovviamente, e non c'è una risposta unica ovviamente a come proteggersi. Sicuramente quello che diceva anche il professore Pereira poco fa relativamente all'agility, al fatto di essere sufficientemente agili, può aiutare. Questo per un motivo molto semplice: l'Italia è un paese di piccole e piccolissime imprese, il tessuto proprio connettivo italiano è fatto da piccolissime imprese, la maggior parte sono imprese familiari. Bisogna iniziare quindi a riflettere come dotarsi di strumenti, anzitutto entry level, perché il grande problema è che io vengo dalla Campania, una regione che ha vissuto un digital divide fortissimo, l'informatizzazione, la fibra, le tecnologie informatiche avanzate, le TLC informatiche sono arrivate chiaramente insomma col tempo, un po' come quando uscivano nei cinema di Milano oppure di Roma i primi film, e a Napoli magari arrivavamo dopo un pochettino di tempo, non c'era un lancio unico e scontavamo questa cosa. Allo stesso modo abbiamo avuto lo stesso problema anche io ho parenti sardi, quindi chiaramente vivo entrambi gli scenari da questo punto di vista. Il problema è che bisognerebbe iniziare veramente da zero, nel senso che già iniziarsi a dotare di tecnologie informatiche che già ad esempio nella cultura proprio dell'operatore, il fatto di utilizzare una VPN ad esempio, di installare sullo smartphone una soluzione informatica di sicurezza che contrariamente a quello che si pensa rallenta lo smartphone, rallenta magari
la memoria del computer non è assolutamente vero. Ora ci sono delle soluzioni molto agili per cercare di creare delle barriere ed evitare delle backdoor dalle quali può entrare chiunque in effetti da qualsiasi parte del mondo. Allora già iniziare con degli strumenti software informatici molto elementari e quindi introdurre nella cultura quella, diciamo, consapevolezza, come ad esempio avviene col fenomeno del phishing. Io ho genitori anziani, spiegare a loro il fatto che se arriva una mail non devono cliccare sul link sembra una cosa, diciamo, banalissima, sembra una cosa molto semplice, ma per chi magari ha 40 anni più di me ovviamente è strano anche dover immaginare che ci siano dei rischi connessi a questa diciamo, a queste fattispecie criminose, per cui sicuramente quanto più piccola è l'azienda tanto più deve riflettere sul dotarsi di strumenti entry level. Quanto più diventa grande, quanto più ampia è la mole dei dati che ovviamente va a trattare, tanto più si deve dotare di tecnologie informatiche e anche hardware, quindi non solo di strumenti software ma anche di protezioni hardware. E questo per quanto riguarda le imprese. Per quanto riguarda le criptovalute c'è anche un altro esempio. Proprio poco dopo il lockdown ricorderete che erano iniziate a uscire tutta l'area rossa, l'area gialla, l'area arancione. Mi ricordo che chi voleva prendere il caffè a Napoli doveva, in area arancione e in area rossa, doveva uscire col caffè e mantenerlo mentre manteneva il cornetto, doveva avere una sorta di equilibrismo. Mi ricordo che in quel periodo entrai in una pizzeria e vidi che accettavano pagamenti in bitcoin delle pizzerie. Una volta vedevo una cosa del genere sotto in una pizzeria, quindi c'era questo sacro e il profano. Il sacro era la pizza, perché ovviamente era la caratteristica fondante della napoletanità, no, proprio insita, diciamo, nel popolo napoletano, e il bitcoin in effetti è la criptovaluta. Allora è chiaro che c'è grande paura nei confronti delle criptovalute per un motivo molto semplice, perché fondamentalmente c'è anche ignoranza sulla blockchain, c'è ignoranza su tutto quello che c'è al di là del web, e quindi quando si entra ad esempio nel dark web, quando si entra nella parte, diciamo, più remota del web. Ma questo perché purtroppo ancora una volta gli strumenti vengono utilizzati in maniera sbagliata. Se si ammazza una persona con una Smith & Wesson non si condanna il signor Smith & Wesson perché ha prodotto una pistola Smith & Wesson, ma perché chi ha utilizzato quella pistola l'ha utilizzata ovviamente in maniera assolutamente errata. Allora il problema delle criptovalute è in realtà un falso problema. Bisognerebbe iniziare a conoscerle meglio, a capire che ovviamente tutti i fenomeni criminosi collegati al mining oppure all'utilizzo di scambi sinallagmatici sul web attraverso la criptovaluta sono solamente un sistema, un escamotage trovato dalla criminalità per cercare di superare determinati tipi di barriere. Quindi non vanno criminalizzati? Diciamo, assolutamente no, sono uno strumento in realtà che può offrire una grande prospettiva di sviluppo nei pagamenti elettronici, ma soprattutto anche nello sviluppo delle imprese a livello globale. Grazie. Grazie a lei. Grazie a voi. Invece, professoressa Cillo Valentina, sì. Dunque, ti occupi, il tema è il tema dell'innovazione, un'innovazione, dati, innovazione, quindi legati al turismo. Io mi occupo di mobilità, di trasporti, e vedo con quale difficoltà i trasporti, soprattutto i trasporti interni e soprattutto i trasporti terrestri, da alcune parti si evolvono in termini di innovazione, altri invece corrono velocemente. Quindi ci troviamo spesso all'interno dello stesso settore con velocità diverse. Penso a tutto il tema dello sharing, per esempio dei car sharing, del bike sharing, ora dei monopattini, anche al discorso di Uber come è entrato, dove il tema dell'innovazione digitale e della gestione del dato è centrale e basilare. Ora, diciamo dalla tua esperienza, questo come si sposa, diciamo, avere come basilare il tema della mobilità rispetto alla definizione, per esempio, di performance di destinazione, di luoghi, di territori, come dicevi tu, ecco, dalla tua esperienza, insomma, da quanto hai visto, come questo si sposa poi nell'andare a valutare le performance, ecco, di un luogo, di un territorio o di una destinazione? Cosa pesa di più o se le cose devono andare, diciamo, di pari passo?
Allora, grazie della domanda e sicuramente è un aspetto fondamentale perché come per i siti internet anche la destinazione turistica deve essere prima di tutto accessibile per poter essere fruita. Quindi chiaramente l'accessibilità materiale è chiaramente diciamo una conditio sine qua non, no? Per avere poi delle performance positive. Certo è che quando la reputazione, diciamo, online è forte, c'è anche, diciamo, una sorta di bilanciamento perché comunque l'utente è disposto a farsi carico, quindi a mettere in sharing dei propri asset per poter in qualche modo raggiungere le destinazioni che magari sono anche abbastanza periferiche. Chiaramente ci deve essere un elemento diciamo di attrattività che sia in grado di bilanciare, no? Come diciamo. Però sicuramente l'approccio che ci deve essere un approccio integrato sia dal punto di vista poi scientifico di chi queste cose le studia, sia dal punto di vista poi amministrativo politico. Ci troviamo di fronte a un problema non indifferente che riguarda diciamo la classificazione stessa delle imprese e la classificazione in qualche modo degli interventi anche pubblici che è legata strettamente comunque a un problema e anche vantaggio che è quello diciamo di convergenza settoriale, per cui ci sono delle imprese che sono delle digital company che operano nel settore del turismo ma danno anche dei servizi di mobilità. Allora cosa sono? Sono delle imprese turistiche, sono delle digital companies o sono delle imprese che si occupano di mobilità? E quindi è difficile anche per il decisore pubblico fare magari un intervento che possa essere diciamo integrato, però penso che sia fondamentale in qualche modo assumere un approccio integrato e non a silos per poter comunque aumentare diciamo quelli che vengono definiti poi insomma gli spillover effect degli interventi soprattutto diciamo pubblici. Spesso succede che l'operatore da questo punto di vista va a colmare carenze, cioè quando banalmente la struttura alberghiera ti offre la navetta aeroportuale, ecco, dico, la cosa più banale di questo mondo è perché percepisce un problema, lo misura, capisce che magari non riesce, ma per mantenere elevata quel livello di performance magari preferisce investire X o Y in maniera tale da garantire. Certo. E questo succede. Grazie. Grazie a voi. Beh sì, stavamo facendo l'applauso. Sì. Al professor Pereira invece, allora intanto ripeto, chiarissima la trilogia sulla resilienza, sull'agilità e sulla sostenibilità. Io ho visto in questa trilogia, come in tutti i triangoli, un baricentro, e il baricentro di questo è un po' anche le cose delle quali lui si occupa, è il tema dell'uomo, della persona, e quindi del capitale umano. Allora, la domanda che io faccio è, per esempio, vedo che in alcuni ambiti, anche nell'ambito del turismo, noi ci troviamo di fronte spesso a luoghi, ad ambiti che magari si presentano in maniera coesa, dove però il livello del capitale umano in termini, per esempio, di formazione del personale, di formazione degli utenti, non è omogeneo, ma spesso abbiamo elevate differenze. Pensiamo a luoghi dove diciamo la standardizzazione delle performance appunto degli operatori e quindi delle performance che le aziende offrono all'esterno è totalmente diversa. Allora la domanda è, in questa trilogia che ruolo ha la formazione professionale, la formazione che parte dalle scuole, la formazione che continua con l'università, la formazione professionale dedicata sia in termini di ingresso ma anche, perché no, pensiamo alla formazione continua, cioè al fatto che gli operatori continuamente, già entrati nel mondo del lavoro, possano migliorare le proprie competenze attraverso processi di formazione continua che tendono sempre a mantenere elevato quella performance. Volevo chiederle un suo parere in merito. I'll just repeat the question that you're talking about, the standardization. E sta parlando quindi dello standard della gestione di utilizzare il capitale, il personale al quale abbiamo accesso?
Sì, se creare questo standard sia il processo adatto. Beh sì, penso perché proprio come dicevo, dato che il settore dipende fortemente sul capitale umano, il punto centrale non abbiamo prestato abbastanza attenzione. Però, dato anche perché non ci sono molti lavoratori, devono esistere delle protezioni per le persone che lavorano nel settore. In tutto quanto il mondo parliamo dei lavoratori detti gig o all'interno dei settori informali. Quindi questo è quello che accade a livello mondiale, non è qualcosa che accade solo in Italia o in Sardegna. E quindi esistono delle protezioni per queste persone, per questi lavoratori. E non so se qui in Sardegna esista un sindacato dei lavoratori, però penso che si tratti di organi interni, formali o informali, che siano un po' la rete di salvataggio a livello delle università e altri centri di formazione. Penso dovrebbero pensare a come incentivare la loro formazione e a ampliare le loro competenze, perché cosa fanno queste persone prima e dopo? Vanno in altre parti del mondo, lasciano il proprio paese. E però poi abbiamo anche degli altri lavoratori che vengono dalle altre regioni d'Italia o magari da altri paesi come in Africa, che ovviamente ha il confine molto vicino. Quindi abbiamo dei lavoratori migranti che arrivano da noi solo in alcuni specifici periodi. Quindi se abbiamo in qualsiasi modo degli incentivi, una rete di protezione e abbiamo anche attrattività per far avere queste persone e farle rimanere per più tempo, o magari se vorranno poi ritornare nel loro paese e poi ritornare, beh, penso che comunque magari hanno la capacità di avere uno standard accettabile. Quindi alziamo il livello di paragone, il benchmark. E questo ovviamente andrà a creare uno standard base al quale attenersi, e poi penso che però anche lo sfruttamento di questi lavoratori da parte delle attività poi probabilmente è qualcosa da affrontare. Dovrebbe essere fatto a livello legislativo, ma quindi facendo delle nuove azioni, ad esempio tramite le organizzazioni non governative e altri organi, scusate. Quindi quello di cui stiamo parlando è un'industria veramente importante che deve essere però regolamentata, deve essere protetta, perché poi nel futuro non è che stiamo perdendo qualcosa, stiamo semplicemente investendo, quindi anno dopo anno continueremo a migliorare e alla fine quello che possiamo dire è che l'esperienza del turista, è la cosa più importante a livello del marketing, perché il cliente è proprio il re all'interno di questo scenario. Quindi quello che dobbiamo fare è basarci su questo e dobbiamo focalizzarci su una parte limitata. Vediamo tutti gli altri aspetti delle stanze migliori, l'aria condizionata, delle infrastrutture migliori, però le persone che permettono di far andare avanti questa industria sono messi da parte, sono dimenticati. E una cosa importante, la standardizzazione e la regolamentazione sono delle responsabilità a permettere una formazione a livello locale, e una volta che ci saranno poi delle regole create, questo ci permetterà di avere un futuro migliore a livello di termini di sostenibilità. Però prima ancora di essere sostenibili dobbiamo essere resilienti e anche agili, diciamo, come vi stavo dicendo prima, e ovviamente la tecnologia ci può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Ovviamente ci sono modalità diverse tramite le quali altri settori lo stanno già attuando. A livello strategico quindi possiamo vedere i comportamenti che sono già stati applicati a livello mondiale, però che poi possiamo anche in qualche modo andare ad applicare a seconda dei bisogni italiani e all'interno della legislazione italiana, e in termini anche di quello che è il settore del turismo sardo. E penso che tutto ciò sia possibile, però dobbiamo focalizzarci proprio su questo. La nostra intenzione deve basarsi su questo, e questo ovviamente va fatto velocemente, perché il prima è meglio è. Grazie. Antonio, gli stimoli sono stati tanti. Microfono. Siamo alle battute finali di questa tavola rotonda. Sono sicuro che dai vari punti di vista abbiamo provato a contribuire non soltanto all'innovazione del sistema, ma anche a dare agli operatori alcuni strumenti utili per consentire questo processo di sviluppo. Ancora grazie ai nostri ospiti, professor Del Giudice, professor Pereira, professoressa Acillo. E adesso proseguiamo sempre con il nostro focus internazionale
John Cadogan, professore di International Marketing presso la Leicester University in UK, specializzato in marketing internazionale, editor in chief della rivista International Marketing Review. John, thank you to stay with us. Thank you. And I hope you can start with your business intelligence in marketing sector. Well, thank you very much. Oh, there we go. I'm up. So there we can. I want to get outside the window of Quindi the perfect devo window stare for the confinato qua per via delle telecamere. It's wonderful to be here and È bellissimo per thank you very me much essere for qui the e vi invitations, ringrazio davvero tanto per to be il vostro here. invito. I'm a professor of marketing. I've been Sono working un at professore the University di of Leicester, marketing e ho approximately lavorato 26 nell'Università dell'Leicester days. per circa 26 giorni. Before that, I was at a university called Loughborough Ma University. prima ero alla Loughborough University, sempre nel Regno Unito, quindi molto vicina. I'm not sure now. Adesso non ne sono proprio sicuro, però sono un professore in marketing da molti anni. E quello che voglio provare a fare è tornare indietro fino alle basi. E quindi volevo farvi vedere alcune di queste cose di cui andremo a parlare più avanti. Ci sono delle cose che effettivamente non sono molto importanti, andremo a vedere esattamente quali sono. Che cosa vuol dire tutto questo per il marketing? Per esempio se vi trovate in hotel oppure se ne gestite uno, quindi che cosa significano questi dati, che cos'è l'innovazione, che cosa ci può portare. Quindi andremo a pensare un po' a questi argomenti. Penso che ci arriverò in maniera molto diretta, con una sorta di esperimento. Non vi darò dati troppo difficili così nell'immediato. Ecco, bisogna premere questo pulsante. Così vi potrò dare qualche consiglio. Così, se facciamo in questo modo. Ecco quello. Ecco, questi sono gli esperimenti che ho condotto. Questa è una striscia di Dilbert, forse non la conoscete, però Dilbert è il personaggio sulla sinistra. Quello al centro dice: il nostro obiettivo è di spedire 1 milione di unità entro questo quadrimestre. E Dilbert dice: abbiamo qualche obiettivo che includa rendere felici i clienti. E lui dice: ma che ti importa? Quello è il loro obiettivo, il nostro è di spedire i prodotti. E questo è sostanzialmente il marketing, rendere felici i clienti, come ha già detto anche Vijay. Quindi la marketing intelligence è semplicemente questo. In che modo possiamo innovare, in che modo possiamo rendere felici le persone con il nostro prodotto. Quindi che cos'è la marketing intelligence? Quindi ve ne parlerò prima in modo molto generico e poi mi concentrerò su qualcosa di più specifico. Quindi abbiamo un problema che è enorme. Che cos'è la marketing intelligence? Ecco, si tratta di dati. Si tratta quindi di comprendere i bisogni e le preferenze. Che cosa comprerete domani? Che cosa starete facendo domani? Di questo tipo di dati. Quindi si tratta insomma di dare una forma ai bisogni dei clienti, a cosa vorranno pensare domani, di cosa avranno bisogno in futuro, delle varie maniere in cui si manifestano proprio questi bisogni. Quindi se penso alla market intelligence, penso a qualunque cosa che possa influenzare il cliente.
Sì, è un argomento insomma un po' filosofico in quel senso, però sono una persona molto semplice, quindi penso che sia difficile inventare qualcosa di completamente nuovo che non sia mai stato inventato. Quindi se siete felici è perché avete già la capacità di essere felici. Ok, e questo penso che sia lo stesso che succede anche nell'ambito della market intelligence, perché è qualcosa che create voi stessi, non è qualcosa che vi sto dando io. Altrimenti io diventerei veramente ricchissimo per questa cosa. Comunque, quando pensiamo a questi bisogni, dobbiamo pensare anche a qualunque cosa legata ad essi. La market intelligence non riguarda solo la competizione o i bisogni dei clienti. Quindi passiamo al prossimo argomento. L'ho spento. Quindi forse se premo on si dovrebbe riaccendere. Grazie mille. Quindi non voglio soffermarmi troppo qua, vi voglio dare un'idea molto generale. Quando parliamo di marketing intelligence, ovviamente dobbiamo essere intelligenti a riguardo. Dobbiamo pensare alle persone che ne hanno bisogno. Quindi devo pensare a voi, ma anche voi dovete fare qualcosa a riguardo. Quindi ho bisogno di guardarmi attorno nel mio ambiente, pensare a come fare qualcosa di meglio, fare qualche intervista. È importante in particolare pensare ai nostri clienti con cui condividiamo i dati. Oppure pensate a quando parliamo al telefono, parliamo in ufficio. Ci deve essere tutta un'organizzazione dietro in modo da gestire questa mole di dati. E quindi quello che devo fare è avere un reparto di marketing in modo da potermi adattare a questi dati e utilizzarli per un nuovo ambiente. Purtroppo prima ho perso parte della conversazione perché non era nella mia lingua, però ho comunque capito qualcosa. Quello di cui ho bisogno è di creare nuovi prodotti e allora a chi mi rivolgo? Beh, entro in un nuovo mercato. Quindi qual è la logica che c'è dietro? Che cosa devo fare per essere furbo, intelligente a riguardo? Che cos'è che mi permette di identificare queste informazioni di cui ho bisogno? Ecco, se riesco a trovare tutto questo, allora riesco a rendervi più felici. Quindi devo puntare a dei desideri, dei bisogni specifici che andrò a soddisfare. Quindi da una parte c'è quello che dice la logica, il pensiero razionale. Quindi preferisco questo, questo non mi piace, quello di là non mi piace proprio, eccetera. Quello che ci aspettiamo di vedere è un valore in più aggiunto dai consumatori. E per questo ci aspettiamo anche delle strategie di marketing con un valore aggiunto. Che cosa succede se mi comporto in un certo modo? Se faccio questo lo so come vi comportereste voi, anche se faccio quest'altro, e ho bisogno di vedere quali sono le conseguenze e di scegliere in modo da avere più ricavi. Quindi pensare a quale delle mie idee mi consente di avere un ricavo maggiore, questa qua oppure quell'altra. Quindi in questo senso bisogna capire come creare nuove maniere di creare engagement con il mercato. Quindi questa comprensione è a un livello completamente astratto, basato sulla nostra immagine appunto astratta del mondo, quindi una cosa molto difficile, giusto? Tutto ciò di cui stiamo parlando è intangibile, non ve lo potrei dare.
Non posso tirarmelo fuori dalla tasca e darvelo concretamente. Quindi non vi posso semplicemente dire che dovete migliorare in questo. Quindi si tratta di qualcosa di veramente intangibile, una cosa veramente complicata a livello sociale, i modi in cui ci interfacciamo tra di noi e con il mercato, ci rivolgiamo ai nostri clienti, eccetera. Quindi tutto il modo in cui tutto questo è connesso. Quindi si tratta di qualcosa che è molto difficile da studiare, però lo studiamo comunque. Infatti io sono un professore di marketing e mi emoziono veramente tanto parlando di questo. È per questo che mi alzo la mattina. E questi ovviamente sono i dati empirici, questo è quello che ci dice il dato empirico. Però se avete questa capacità di marketing intelligence, appunto, beh, allora sicuramente poi avrete, e perché vediamo la differenza, avremo quindi dei livelli più alti di performance, avremo dei guadagni più alti, degli investimenti, quindi una varia serie di cose rispetto al fatto che se avessimo magari queste competenze di intelligenza inferiori. E se vediamo all'estero, vediamo centinaia e centinaia di attività che sono state studiate nel corso degli ultimi 30 anni più o meno. Era qualcosa che vediamo all'interno di tutti quanti i settori, quindi non è qualcosa di unico che appartiene soltanto al settore del turismo, in alcun modo, non è così. Però è relativo ovviamente al settore del turismo, al settore dell'ospitalità, ma anche al settore del turismo, le agenzie di turismo, lo vediamo ovunque. E lo vediamo anche all'interno di un altissimo concetto, il concetto di quelle che sono le agenzie di comportamento del turismo, quindi che ci fanno vedere cosa accade se loro osservano altre destinazioni, imparano da loro destinazioni ad alti livelli, quindi ciò che osserviamo è che tali destinazioni fanno meglio rispetto alle destinazioni che sono meno, diciamo, orientate a questo tipo di marketing, e questa è ovviamente un tipo di discussione e di argomentazione diversa, però possiamo vedere i dati empirici, vediamo i guadagni, vediamo le vendite. E questo è un articolo, ce ne sono molti, ne parlerò di uno, e a me piace molto in realtà. E parla di quello che è il turismo rurale, come farlo ampliare, e vede questo tipo di organizzazioni. E questo articolo mi piace perché, come posso dire, sono uno a cui piacciono molto i dati, ci gioco parecchio, e quindi pensavo che fosse parecchio interessante. E questo andò a studiare più di 100 attività a livello rurale. Però un'altra cosa che hanno fatto è stato studiare i clienti delle loro imprese. Quindi vediamo quello che è un livello multimodale, che però in qualche modo in realtà non è così complesso, non così tanto complesso, modo quindi di analizzare i dati, e vediamo quelli che sono i guadagni, vedono il valore, parlano con il cliente, gli chiedono: beh, vi è piaciuto questo servizio? Che valore quindi andreste ad applicare a questa attività, a quello che facciamo? E quello che troviamo, cioè l'analisi risultante, sono questi dati, questi tipi di attività che hanno una grande capability a livello di market intelligence avranno poi anche degli alti livelli di performance, e non parliamo soltanto parliamo quindi di guadagni ovviamente, e tutto questo non è niente di nuovo. Però poi possiamo anche vedere quella che è la percezione della parte del turista del valore, e quindi se magari lei dirà: beh, ha un basso punteggio a livello di capacità di market intelligence, mentre lei avrà un punteggio alto, beh, allora anche i vostri clienti faranno sì che lei avrà un punteggio basso e un punteggio alto, o viceversa. E si tratta quindi di valori che vanno a livello indipendente. Però cos'altro possiamo vedere? Un'altra cosa veramente interessante è che ci sono dei grandi effetti, e ci diciamo quindi: cosa quindi potrebbe accadere quando i clienti vedono valori all'interno della nostra offerta? Beh, abbiamo un grandissimo effetto di conseguenza. Beh, quello che faranno sarà raccomandarvi. Andranno in giro tra i loro conoscenti e parleranno di voi, e questo veramente avrà un grande effetto.
Quindi vedremo che questo mercato si focalizza su questa intelligence e ci permette di creare valore e effettivamente crea valore. E poi con effetto domino avremo quindi dei grandi impatti a livello di raccomandazione. E questo poi in realtà mi ha cominciato a far pensare, ho riflettuto. Pensiamo a quelle che sono le modalità pratiche della market intelligence, le cose di oggi. Quando mi sveglio infatti la mattina, spesso penso di fare una colazione sana, però sapete cosa accade spesso? È che mangio sempre le solite cose. Quindi quelle cose che non ci piacciono effettivamente così tanto. E a volte questa strategia è utile perché se mangio il bacon e mangio invece i cereali, però vedete, una persona tipo me, insomma. E ovviamente questo è uno scherzo, mi assicuro che l'abbiate capito. Perché l'intenzione a raccomandare è una strategia spesso utilizzata nel marketing, è un fattore fondamentale nella marketing intelligence, è molto intelligente utilizzare questa strategia. Ed è la strategia preferita da parte dei manager, ecco, potremmo dire questo. Però ovviamente ci sono anche degli aspetti più formali all'interno della raccomandazione. E quindi parliamo anche della volontà di andare a parlare del cosiddetto Net Promoter Score. Ma sapete cos'è? Se non lo sapete, tranquilli, ho una slide che lo presenta e tra un attimo ci arriveremo, ne parleremo. Però quali sono le metriche che vengono utilizzate in Italia? E quello che ho visto che i marketing manager all'interno del contesto italiano, purtroppo però non ho visto i dati della Sardegna, purtroppo questo lavoro non è ancora stato svolto, questa ricerca non esiste. Però comunque abbiamo le metriche, vedete in fondo il numero delle metriche e poi la percentuale per le metriche di marketing utilizzate a livello di marketing. E quindi ecco, vedete i risultati. E potete vedere che la media è di circa 7, 8, non mi ricordo esattamente quale sia la media, però più o meno lì, non so se si vede. Però adesso vediamo che cosa viene utilizzato. Bene, qui vediamo varie strategie di marketing a livello manageriale e anche in questo caso parliamo dell'Italia, nel caso specifico. Quindi abbiamo varie strategie a livello di marketing, ovviamente parlerò di questo perché è quello in cui sono interessata. E ovviamente se prendiamo delle decisioni a livello di pubblicità, di investimenti, cosa è presente all'interno degli investimenti, a quanto le persone piace, no? Però ovviamente vediamo che da una parte abbiamo un valore più grande se abbiamo della soddisfazione, le vendite, poi ovviamente dobbiamo considerare gli investimenti e la volontà di andare a consigliare l'effetto. Ovviamente questo è un altro parametro che ci permetterà di considerare il nostro valore. Però poi a livello globale... Quindi a un livello globale abbiamo un effetto su tutti i manager del turismo, perché non c'è una risposta unica, molto semplice a questo quesito. Quindi in caso non abbiate confidenza con questo argomento, ci sono un certo numero di faccine sorridenti e potremmo fare questo esperimento direttamente qua, in questa stanza. Quindi quanto vi è piaciuto oggi, quanto vi è piaciuto l'evento di oggi? Quanto lo consigliereste ad altre persone? E allora le persone vi darebbero risposte come ok, su una scala da 0 a 10 per esempio. E quello che succede è che si calcola la percentuale di persone che hanno dato un voto di 9 o 10 e tutto questo è già stato presentato appunto nell'articolo del 2003 in cui abbiamo parlato e che non so pronunciare proprio bene. Però lì si parlava appunto di una unità di misura per questo indice. E tutti si posizionavano su un livello di 6 o anche meno.
Quindi facendo la differenza fra queste due percentuali si ottiene il punteggio netto. Quindi insomma si tratta di un range abbastanza ampio su cui vi potete posizionare. Quindi un punteggio inferiore a 0 è pessimo, uno inferiore a 50 è accettabile, e uno superiore a 50 è più che accettabile e così via. Quindi insomma se pensiamo a qualcuno con un generatore a caso di parole, ecco, ognuno vi può dare la sua opinione su di questo. Per questo ci sono molte critiche rispetto a questo metodo, perché le persone cercano di trovarvi troppi collegamenti con altri argomenti. Però per quanto riguarda il turismo, ci sono dei lavori abbastanza recenti che cercano proprio la correlazione fra questo punteggio netto per i promoter e altre metriche per altre unità di misura nel settore turistico. E quello che troviamo è che il punteggio netto dei promoter si collega ad altri ambiti ma non a tutti. Quindi per esempio abbiamo il fattore della soddisfazione. Quindi sì, c'è una correlazione, però diciamo che non è ottima per il settore alberghiero oppure per le compagnie aeree. Quindi si tratta di correlazione e causalità. Quindi questa è giusta una parte delle informazioni. Per esempio so che si sono occupati molto bene della ricerca in questo ambito e quello che i ricercatori hanno fatto in un articolo pubblicato molto di recente è stato confrontare la crescita di questo punteggio netto e in che modo appunto farlo crescere. In maniera molto semplice, utilizzando una statistica. Vediamo cosa succede di quadrimestre in quadrimestre con la sua crescita. Quindi quello che ci interessa è la parte di sinistra, in cui parliamo in particolare della salute del brand. Quindi quello che vediamo adesso è il punteggio netto dei promoter, che non i suoi cambiamenti, insomma, però solo la correlazione con gli altri fattori. Per esempio, a te diamo un punteggio di 50, a te di 0, a te di meno 100, eccetera. Così abbiamo tutto un range di vari punteggi netti. Così possiamo confrontare appunto le vostre performance e vedere se le persone sarebbero disposte a tornare da voi. Quindi vediamo se davvero i clienti vi restano fedeli. Così proviamo. Qual è il pulsante per la luce? Quello rosso. Non voglio spegnerlo ancora, insomma. Ok, lo faccio di nuovo, ecco qua. Quindi se vedete qua, questo è un punteggio sopra la media, quindi potete davvero tenervi fedeli i clienti. Questo invece è sotto la media, quindi la crescita è inferiore. Allora le persone potrebbero dire che non è un indice molto affidabile, no? Ma che cosa succede se facciamo crescere il nostro punteggio netto di promoter? Lo potete vedere chiaramente qua. Se lo fate aumentare, vedete la fedeltà dei clienti aumentare di molto. Ed effettivamente finiamo con i risultati di un articolo, come vediamo in questa slide.
Penso che non sia male il modo in cui il punteggio netto è correlato con l'aumento delle vendite. Quindi questo è fantastico. È un ottimo dato da analizzare. Ma qual è il cambiamento qua? Quello che vediamo è che avere già un livello alto non ci porta ad avere una fedeltà migliore, però fa comunque una sua differenza. Quindi il fattore importante è fare aumentare il dato di questo punteggio. E poi dobbiamo considerare anche la familiarità con il brand. Quindi pensare a quali aziende con cui lavorerei volentieri, eccetera. Quindi questi dati sono utilissimi nello spiegare il numero di vendite e ci spiegano anche la consapevolezza del brand e l'intenzione di acquistare da un certo brand. Quindi questo ci aiuta a capire come vogliamo promuovere il nostro marchio. Penso che questo sia molto importante, insomma, mi rende felice pensare a queste cose. Quindi come facciamo a cambiare queste unità? Come possiamo cambiare la maniera in cui qualcuno mi considera? Dobbiamo utilizzare ancora la marketing intelligence. Quindi di nuovo stiamo affrontando l'argomento in maniera molto generica. Ed è così che dobbiamo scoprire veramente i gusti delle persone, perché non si tratta solo dei clienti, ma veramente di qualsiasi persona. Per esempio, quando volete consigliare a qualcuno, sì, potrebbe piacerti questo. Oppure, per esempio, pensa alla Sardegna, non ci andrei se fossi in te. Capito? Queste situazioni così. Quindi questo riguarda anche quelli che non sono ancora i vostri clienti, perché per poter crescere dovete cambiare i vostri clienti e i vostri non clienti, mettiamola così. Quindi se volete aumentare la fedeltà al vostro brand, dovete cambiare il punto di vista di chi non vi considera ancora. Poi qua possiamo parlare anche di un'altra ricerca di cui mi sono occupato in Spagna. Che guardavano alle caratteristiche degli alberghi. Penso si parlasse di hotel in realtà. Quindi quegli hotel che si basavano su questi tipi di metriche, quali combinazioni di servizi che permettevano di avere poi a raggiungere dei livelli di questi livelli appunto di parametri più alti. E non esiste una domanda, abbiamo una possibile risposta, è una modalità di pensare, quindi dobbiamo pensare in generale, se questa è la mia metrica, come faccio a modificarla in qualche modo? Perché la maggior parte delle metriche, la maggior parte delle cose che vediamo non sono cose che possiamo vedere in modo tangibile, di quali diciamo, potrebbe andare bene così. Quindi, parlando dell'analisi del mercato e della ricerca, sapete, come vi dicevo, io sono un po' un nerd, mi piace giocare con le cose, mi piacciono i dati, però dobbiamo mettere anche le mani in pasta in realtà e dobbiamo capire che cosa accade. Ed è questo quello che è stato fatto quindi da questi ricercatori con centinaia di dati e hanno creato dei modelli e hanno fatto queste analisi qualitative di comparazione. Hanno messo quindi le persone in gruppi diversi e poi hanno visto quali erano le caratteristiche che avevano in comune e quali di differenza. Quindi come cambiamo le metriche? Abbiamo un modo sicuramente. E questa è un po' l'idea dell'innovazione. E non so ancora in realtà quanto tempo mi manca, però non importa, continuo, vado avanti, abbiate pietà di me.
E se vogliamo quindi raggiungere magari quelli che sono i bisogni, dobbiamo innovare, e se vogliamo raggiungere questi obiettivi dobbiamo migliorare e ovviamente dobbiamo cercare di trovare le migliori soluzioni. Abbiamo bisogno di una nuova generazione, quella dopo ancora e quella oltre. E quindi se andiamo nuovamente a guardare i dati, quanto tempo mi rimane? 10 secondi, circa 10 secondi. Beh, allora, in tal caso cerco di essere breve, se va bene. Però ecco quello che dicevamo, i dati empirici ci dicono che se innoverete poi avrete dei risultati migliori e sarete quindi poi in grado di raggiungere questi bisogni che sono anche nascosti. Possiamo inventare dei bisogni, potremmo dire anche così. Se volete appunto dire così va bene, io non ne parlo in questo termine. E poi andare a creare innovazione. Però poi ho pensato anche ad altro. Beh, però ho scritto questo articolo, quindi voglio parlarvene. E quindi eccoci qua. E quindi questo è parte del lavoro. Alcune signore e signori hanno fatto delle ricerche e hanno trovato delle modalità di ricerca a livello della Spagna, della Croazia, all'interno quindi degli hotel di tali paesi, e hanno osservato le innovazioni che sono state attuate all'interno di questi luoghi e hanno trovato 4 parametri, e si tratta di un'analisi fatta a livello nazionale di questi paesi che ci permette poi di vedere che si tratta di progetti di innovazione a livello dei prodotti, dei processi, di organizzazione. Quindi si tratta di un processo più basato sui dati e un'innovazione anche di marketing, quindi ovviamente abbiamo delle innovazioni anche di natura meno innovativa, quindi posso innovare, posso fare una strategia a livello di marketing e quindi avremo delle nuove politiche magari, ad esempio. Oppure posso introdurre un nuovo prodotto. E quindi cosa che hanno fatto in questo prodotto? A vedere varie combinazioni a partire da una grande base di dati, e si sono chiesti, se vediamo tutte queste compagnie che danno le relazioni a livello nazionale, se poi consideriamo le vendite delle stesse compagnie, cos'è che funziona? Quali combinazioni di questi parametri funzionano? È una cosa molto interessante, e se va avanti, eccoci, adesso vi indico, queste sono le combinazioni, questi sono i parametri singoli, le strategie singole, mentre di qua avremo le strategie complesse. Qui ad esempio parliamo di PDPC, quindi si parla di innovazione del prodotto, e vediamo che le uniche combinazioni che portano poi ad avere a un aumento delle vendite o magari a diversi livelli di guadagni nel futuro sono questi 3 tipi che vedete qui. Questo basato sui processi e sull'organizzazione. Vediamo il processo, la produzione all'interno delle compagnie. Quindi si tratta di strategie alle quali pensare. Se vogliamo creare questa innovazione, come possiamo cambiare i processi, come cambiare il marketing. Queste sono cose, insomma, alle quali dobbiamo considerare in questi settori, e quindi penso che siano queste le mie considerazioni finali, le ultime veramente. Quindi la marketing intelligence è fondamentale per il successo delle attività. Si tratta di metriche semplici, sono veramente utili, e anche le metriche a livello di marketing e di innovazione sono utili in tal senso. Possiamo trovare anche delle innovazioni, delle strategie, combinazioni uniche di queste strategie per andare avanti nel futuro. Scusatemi se sono andato fuori tempo, grazie. Grazie John, grazie davvero. Ricordo a tutti coloro che fossero interessati a mantenere un contatto, il professor John Cadogan sarà con noi ancora fino a venerdì come visiting professor dell'Università di Sassari, sarà qua con noi all'interno del polo universitario di Olbia, e sarà un piacere continuare questa ricerca anche trovando un'applicazione ancora più pratica con gli operatori che volessero essere coinvolti. E adesso abbiamo, Lucio, l'intervento di Roberto Pala. A te. Roberto Pala, Querio, grande azienda che parte da Quartu Sant'Elena, va in giro per il mondo, poi torna a Quartu Sant'Elena,
pur restando in giro per il mondo. Ho incontrato Roberto Pala al Meet Forum qualche mese fa. Ho visto che ha fatto delle cose super interessanti, che gli operatori erano super interessati, quindi gli diamo subito la parola perché siamo molto curiosi di vedere l'approccio della tua società. Roberto, grazie. Grazie mille Lucio. Stiamo aspettando che parta. Allora, nel frattempo che vadano a video le slide, mi muovo un po', poi sarò costretto a sedermi perché per un problemino tecnico causato da me. Tanto non posso fare scuole. Allora, partiamo da una cosa, stiamo parlando di analizzare dati. Voi siete ancora qua, io partirei col farci un applauso perché è veramente tanto impegnativa, quindi complimentoni per essere ancora qua. Allora, in attesa di avere le slide, mi presento, quindi sono Roberto Pala, sono il founder di Querio, come diceva Lucio, sono docente di e-commerce marketing alla Jobs Academy di Bergamo. Cosa facciamo? Facciamo digital marketing data driven, si dice, ovvero fortemente basato sul dato. Querio nasce a Quarto Sant'Elena, come diceva Lucio, oggi siamo più di 60 persone, abbiamo sede a Quarto, a Milano, a Rimini. A Quarto abbiamo un campus stile Google, quindi piscina, campo da pallavolo, da basket, 1500 metri quadri di giardino, insomma quel mood. Querio nel 28 gennaio del 2021 entra in un gruppo che si chiama Tinexta Group, che è controllato dalle Camere di Commercio per il 57%. Nel frattempo prendo tempo perché non ci sono le slide. E continua il suo percorso di crescita fino ad arrivare a oggi, che ha una proiezione, per intenderci, di un fatturato da circa 10 milioni. Meglio? E segue clienti che vanno da 0 milioni di fatturato o 0 euro, anzi a 78 miliardi, il più grosso, che è Whirlpool e Meo. Di cosa parliamo oggi? Quindi magari mi fate un cenno in fondo quando ci siamo con le slide, così mi sgancio. Nel 2020, come sapete, c'è stata quella che io chiamo rivoluzione digitale, no? Quindi siamo accorti tutti quanti che il digital diventa fondamentale, che diventa un driver di crescita, che diventa un canale fondamentale per crescere. Nel 2020 che cosa è successo? Tra le varie cose c'è stata ad esempio l'esplosione del mondo e-commerce, l'abbiamo vissuta tutti quanti, andavamo online per esigenza primaria, no? E quindi tutte le strutture e-commerce hanno avuto una crescita non lineare. Stessa dinamica è successa nel mondo B2B, tutti sono convinti che il mercato, che internet, quindi la rete internet sia un canale prevalentemente B2C, quindi e-commerce, vacanze per privati, eccetera, eccetera. La realtà dei fatti è che l'e-commerce B2B pesa n volte quello B2C. Quindi le aziende lato B2B che l'hanno capito, di fatto ormai hanno già una marcia in più. Noi ad esempio nella nostra storia abbiamo incrociato un e-commerce B2B americano che fatturava oltre il miliardo. Quindi cifre che non hanno un senso contro l'e-commerce B2C classico a cui siamo abituati. Solo che tutte queste dinamiche che cosa portano? Portano un cambiamento radicale sui canali di advertising normali, ovvero Italia, il roccaforte della televisione, quindi siamo abituati a vedere i brand costruiti sulla TV, ok, c'è le slide, grande. Mi risposto dietro. Questa è la nostra sede a Quarto realmente, Qualcuno mi dice, ma davvero avete la sede particolare? Sì, abbastanza particolare. Questo è quello che vi dicevo. Quindi il canale ADV diventa il primo canale di advertising in Italia. Caso strano, finalmente la TV viene messa da parte, c'è lo scavallamento, ovvero il digital passa al 41,9 delle pianificazioni, e la TV al 41,6.
C'è bisogno di dirvi che questo sorpasso non vedrà un controsorpasso negli anni a venire? Penso proprio di no. Ormai la TV è stata superata e dietro rimarrà. Questa dinamica qua si è registrata un po' in tutti i canali digitali. È vero che abbiamo avuto un superamento del digital nei confronti della TV, ma è anche vero che tanti altri canali di advertising sono andati a scemare, purtroppo. Perché dico purtroppo? Perché hanno creato delle crisi sistemiche. Vediamo il mondo del cinema. Quanti di voi vanno al cinema oggi, fisicamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'avessi chiesto 3 anni fa, avremmo alzato praticamente tutti la mano. Quindi capite bene che anche l'advertising, ad esempio, al cinema ha avuto un crollo pesante e anche quel filone di fatto è andato su un canale digitale. L'altra cosa interessante, che si fatica un po' a capire, è che il digitale non è soltanto la vendita diretta sul canale digitale, ma è anche la vendita indiretta, ovvero quanta pressione fa il digitale sulla scelta che faremo per un acquisto, ovvero quanto è in grado di formare la mia esigenza di prodotto. Ci sono degli studi che dicono che nel 2019 l'online incideva per il 14% degli acquisti, ovvero sul 14% dei miei acquisti incideva il canale online, nel 2024 si proietta un 22%, praticamente quasi un più 50% della pressione. Quando si parla di omnichannel, quindi di canale completo a 360 gradi, online e offline integrati, stiamo parlando di questo di fatto. Soltanto che in tutta questa situazione si è aggiunto il garante della privacy. Che cosa ha detto il garante della privacy? Ha detto aspetta un attimo, GDPR, un mondo senza cookie, e siamo allineati tutti su questo aspetto, giusto? Benissimo, diventa quindi fondamentale riuscire a gestire i nostri dati, perché oggi abbiamo parlato soltanto di dati. La regione ci deve dare i dati, l'osservatorio ci deve dare i dati, però dobbiamo partire dai nostri dati. Noi in teoria in casa ne abbiamo un sacco, ma o li usiamo poco o non li usiamo proprio. Quindi oggi partiamo dal vedere un po' di trends, vediamo che cosa ci diceva Google, ovvero tutti i volumi di ricerca sul motore di ricerca, cosa ci diceva Google a inizio anno, cosa proiettava a inizio anno e che cosa è stato realmente. In una seconda fase capiamo come analizzare questi dati e come comportarci in situazioni non lineari, come è stata quella del Covid, ma come è questa attuale, quindi guerra Russia-Ucraina, e come affrontare tutto questo tipo di non linearità. Si parlava stamattina di situazioni ormai di caos, dobbiamo essere in grado di lavorare nel caos del dato. È brutale, ma è così, quindi dobbiamo abituarci a lavorare in situazioni dinamiche. Allora, quindi partiamo un attimino, primi 3 mesi del 2022, dati Google, ovvero queste sono le ricerche effettuate su Google per mondo viaggi. Che cosa avevamo? Avevamo una crescita anno su anno, quindi quel trimestre rispetto al trimestre dell'anno precedente, pari al 44% delle ricerche in quella verticale. Che cosa vuol dire? Io cerco un hotel a Milano, quella ricerca di quell'utente è qua dentro, cerco una vacanza di lusso a Firenze, è qua dentro, cerco un'esperienza di viaggio, sto usando vari termini per farvi capire che fa parte dello stesso paniere, di fatto è qua dentro uguale. Quindi più 44%, vedete dei picchi che secondo me potete anche riconoscere come tipici del business, e avevamo questo livello di incremento a livello puntuale per regione, ovvero avevamo delle regioni che nel primo trimestre crescevano anche del più 25, come potete vedere ad esempio il Trentino qui, la Sardegna si trovava a più 4. Quindi qui, primo trimestre dell'anno scorso, le ricerche degli utenti sul motore di ricerca con destinazione dentro Sardegna erano pari al più 4%. Considerate, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Considerate che questo non vuol dire che avremo più 4% di prenotazioni, neanche per niente. Banalmente, un utente indeciso fra 2 località, se dall'altra parte abbiamo una località che spinge molto di più ed è molto più brava a catturare l'attenzione, ci frega l'interesse e diventa una prenotazione da un'altra parte.
Vediamo per località, quindi lo stesso indicatore di crescita. In questo caso abbiamo delle località come ad esempio Bologna, Napoli, che crescevano del 30% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, quindi i primi 3 mesi 2022 contro i primi 3 mesi del 2021, fino ad arrivare diciamo a un 2% di Rimini di crescita. Quindi gli evergreen dimostravano comunque sia crescita rispetto all'anno precedente. La realtà dei fatti però è che poi accade una non linearità di certo non piacevole come la guerra che tutti conosciamo, cambia le carte in tavola, cambia tutti i trend e arriviamo a settembre con un più 23%. Allora, secondo me è fondamentale fermarsi su questo dato. Perché? Perché la potenza è tutto senza il controllo, dice l'esperto. La realtà dei fatti è che se io prendo il primo trimestre 2022 e lo paragono rispetto al primo trimestre del 2021, com'era il primo trimestre del 2021? Tanta paura in più rispetto a settembre 2021. Quindi consideriamo sempre che la crescita è relativa allo stesso periodo del 2021. Quindi questo 23% lo prendo un attimino con le pinze. La domanda di ricerca a livello Europa anch'essa aumenta del 22%. In questo caso riusciamo ad allargare la finestra ad avere i dati dell'ultimo trimestre, ovvero qui dentro abbiamo, andando a ritroso, settembre, agosto e luglio. Cose da notare ce ne sono parecchie, come ad esempio l'Europa non è assolutamente il continente più in crescita. Abbiamo ad esempio tutta la regione APAC, che cresce significativamente di più. In Europa però notiamo una cosa, a mio avviso, molto interessante. Stagnamento, ovvero questa crescita è sempre quasi abbastanza costante. Considerate che qui in mezzo c'è stata la guerra, l'avvio della guerra e tutte queste dinamiche qua. Poi lo vedremo nel dettaglio questo dato. Le verticali con maggior crescita nel periodo sono crociere più 41%, sono hotels più 25%, sono voli più 34%, vacanze più 25%. Benissimo. La realtà dei fatti è che queste però, come vi dicevo, sono soltanto intenti di ricerca, cioè sono interessi che l'utente sta mettendo all'interno del motore di ricerca per andare a valutare una possibile vacanza, per andare a valutare una possibile prenotazione, ma dovesse arrivare una location più sgamata di noi, prende, ci frega quello che sarebbe un potenziale cliente e lo porta da un'altra parte, abbiamo detto. Ecco. Studi, sempre portati avanti da Google, ci dicono che l'87% dei viaggiatori, quando inizia una ricerca su Google, non ha assolutamente scelto dove andare. Vuol dire che inizia la fase ispettiva sul motore di ricerca cercando informazioni, però queste informazioni spesso non sono neanche legate alla città. Cioè vuol dire io quest'anno voglio partire, c'è l'utente che mi cercherà i voli per vedere qual è il driver, quindi un driver di costo, dove mi conviene andare spendendo meno, ci sarà quello che invece usa un driver di costo più a effetto wow, quindi la vacanza da sogno, eccetera, eccetera, ma l'87% entra sul motore di ricerca non avendo deciso nulla. Capite bene che prima qualcuno prima di me diceva la glassa, no? Ha proprio usato il termine glassa. In realtà la glassa fa parte del pasticcino ed è un aspetto fondamentale. Senza la glassa potremmo essere troppo brutti e quindi potremmo non attirare l'attenzione del potenziale cliente. La realtà dei fatti è che quindi bisogna essere presenti nel momento in cui l'utente inizia quel percorso. Quindi cosa doveva essere? Primo trimestre del 2022 Google ci dava questo trend, vedete la linea più alta tratteggiata è quello che sarebbe dovuto essere il trend di ricerca sul motore di ricerca. Normalmente i trend sono molto precisi, che cosa può succedere? Una non linearità, esempio, la guerra.
Scoppia la guerra, caro bollette, tutte le dinamiche correlate, mi innescano delle dinamiche diverse dal passato? Assolutamente sì, l'abbiamo già vissuta, l'abbiamo vissuto col Covid in maniera completamente diversa, però anche quella era una non linearità. Che cosa è stato? E invece è questo. Queste sono le volumetrie per le principali regioni europee registrate a livello di motore di ricerca, ovvero ci dà l'indicatore di crescita rispetto allo 0, che è il valore medio dell'anno precedente, dei volumi di ricerca relativi al mondo che ci interessa, ovvero vacanze in questo caso. Allora, secondo me si nota, si vede il puntatore, se faccio così, lo vedete? Il mouse, ok. Vedete questo gradino? Che cos'è questo gradino secondo voi? Quindi in realtà stava iniziando la crescita del traffico con un determinato trend, avremmo avuto un anno che iniziava col più 44 che dicevamo prima, quindi molto interessante, è crollato fino ad arrivare allo stesso valore dell'anno precedente. Questa dinamica qua, anche questa, occhio a come la leggiamo, perché se pensiamo che è scoppiata una guerra a fianco a casa nostra, che ha intaccato gli interessi di tantissimi stati, tutte le dinamiche che sono uscite fuori da questo contesto, in realtà questo gradino che stiamo vedendo è niente, cioè è niente. Ma la cosa spaventosa, ne parlavo stamattina in macchina con una persona che è tra di voi, è il tempo il tempo che ci ha messo a ricrescere questo trend di ricerca. Cioè le persone dopo 2 anni di Covid non ne vogliono più sentir parlare di starsene a casa, non rompetegli le scatole, vogliono andare in giro a vedere, vogliono pensare ad altro, vogliono finalmente tornare a vivere. Nelle slide successive vedremo altri trend simili, storici però, e vedrete che la tempistica di rilancio non è stata assolutamente questa. In questo caso in realtà passate alcune settimane, ritorna a crescere significativamente. Questo qui è il picco che poi ci ritroviamo in prenotazione ad agosto, no? Considerate che l'utente cerca prima e poi a un certo punto prenoterà quando ha deciso, e inizia a scendere. A pranzo dicevo, potevamo aspettarci un ottobre così interessante, perché se vedete qua, qui scende e a settembre inizia a salire. 2 fattori. 1, sicuramente il meteo, l'abbiamo detto. 2, questo lo vediamo anche dal mondo e-commerce, le persone si sono spaventate tantissimo per i rincari agosto e settembre, ad ottobre hanno iniziato a capire che i rincari non stanno ancora arrivando e hanno tornato a spendere, cioè hanno tornato, è bruttissimo, scusate, e sono tornati a spendere, sono ritornati a spendere. La stessa cosa per le vacanze. Passata quella paura, riniziano a cercare informazioni, si stanno ripreparando a partire, realisticamente per periodi più ristretti, ma con una frequenza più alta. Questa curva è molto interessante perché è un trend completamente diverso da quelli che vivevamo prima. Se vi ricordate, parlavamo di questo a inizio anno. E qua noi abbiamo le curve del 2019, 2020, 2021 e la proiezione del 2022. Guardate settembre, discesa, punto. Non c'è nessun dubbio che qua il trend scenda negli anni precedenti, e invece qua c'è questo bel picco verso l'alto. Quindi la domanda però cresce a 2 velocità differenti, ovvero Europa cresce a una velocità, il resto del mondo cresce a un'altra velocità. Anche questo stiamo considerando le persone che vogliono venire qua. Quindi anche qui riusciamo a dare una giustificazione molto facile. Le persone hanno aumentato il raggio di viaggio, no? Col Covid tenevamo raggi più stretti, senza Covid abbiamo allungato le gitate nei nostri viaggi, e qui vedete quindi che le ricerche da fuori Europa verso l'interno dell'Europa sono cresciute rispetto alle stesse ricerche dell'anno precedente in maniera proporzionale molto più ampia. Possiamo dire che
particolarmente normale e atteso come dato, oserei dire di sì. Però vuol dire anche che il percepito rispetto a coronavirus, eccetera, eccetera, è completamente diverso rispetto a un anno fa. Vediamo comunque sia delle crescite molto significative per voli, per crociere di nuovo e altre verticali, e anche hotel, significativamente meno per altre come noleggi auto, e la parte di vacation rentals. Questa io la leggerei in un modo ben preciso, ovvero probabilmente l'anno scorso è quella che ha sofferto meno. Qua magari me lo deve confermare qualcun altro, no? Però in una situazione di paura col Covid era più facile prendere un appartamento staccato che non una camera all'interno di una struttura. Benone. Dall'analisi di tutti questi volumi di ricerca che cosa esce fuori? Esce fuori che gli utenti hanno cambiato modo di cercare la propria vacanza. Dopo 2 anni di costrizioni, parzialmente anche in casa, belli chiusi, sono schizzate verso l'alto, oltre delle keywords banali e brutte da ricordare come i bonus vacanze, che sono cresciuti del 5.000% evidentemente, altre che portano però a vacanze da sogno, cioè concetti proprio posti belli da visitare, un viaggio indimenticabile, cioè le persone entrano sul motore di ricerca cercando un'esperienza che valga la pena vivere. Se voi ci pensate, in prima persona, probabilmente avrete detto, dopo 2 anni di fermo biologico, voglio fare qualcosa di veramente wow. E questo è quello che stanno pensando milioni e milioni di italiani in questo momento. E in realtà questa dinamica è presente in tutto il mondo. Quindi, se prima facevo delle campagne advertising legate a 2 passi dal mare, come dicevamo questa mattina, oppure hotel con piscina, eccetera, eccetera, probabilmente una buona strategia di inbound marketing, con una parte di contenuto, una parte social, eccetera, eccetera, dovrebbe andare a lavorare su leve diverse. Quindi, un'esperienza da sogno. Voglio mettere il concetto del mare? Sì, ma ci devo aggiungere il sogno su quel mare e non soltanto la prossimità. Quindi, dicevamo, abbiamo visto i dati dei primi 3 mesi, come dovevano essere, come sono stati, benissimo, ma io come faccio a progettare la mia strategia di digital marketing? Qualcuno stamattina diceva verifico diversi fattori, le tratte e tutte le dinamiche, benissimo, lato digital devo partire da ottenere il dato. Online vuol dire dato, il GDPR ci taglia una parte di dato di terze parti, dobbiamo sfruttare assolutamente il dato che viene dato di prima parte, ovvero quello che è in mio possesso, quello che non passa per server altrui, diciamola così per semplificare. Questo dato da dove lo posso reperire io? Benissimo, i vostri clienti. Voi avete un CRM? Quanti di voi hanno un CRM? Per alzata di mano. Quanti di voi hanno un Excel che usano come CRM? Quanti di voi sentono l'esigenza di avere e conoscere il dato del vostro cliente? Dai, approssimo io a tutti. È fondamentale. Il futuro, vista la regolamentazione europea, ci dice che se il dato è vostro potete lavorarci sopra, se il dato non è vostro non potete farci niente. Quindi prima partite a lavorare sul vostro dato, quindi l'Excel che diceva qualcuno da questo lato, qualcuno da quello, eccetera, non buttiamolo fin tanto che non c'è un CRM, considerate che esistono anche CRM open source, non per forza bisogna investire, basilari però esistono. Quei CRM io li posso agganciare alle mie campagne e farli diventare degli elenchi in lookalike su Facebook, li posso far diventare degli elenchi di remarketing su Google, eccetera, eccetera, però fanno parte della mia nuova strategia. L'altro pezzo che devo aggiungere a questa dinamica qual è? Lo storico. Di nuovo qualcuno stamattina diceva non faccio strategie sullo storico, e soprattutto in questi anni è la cosa più vera che esista. Più vera, così ci dà la sveglia, più vera che esista,
a meno che io non sia in grado invece di usare queste non linearità a mio vantaggio competitivo e quindi cercare di prevedere i trend che ne derivano da queste non linearità. Vi faccio qualche esempio. Scoppia la guerra che abbiamo citato prima, che cosa succede? Su Google schizzano le ricerche, perché siamo un popolo mediamente poco informato, vediamo, la dico in maniera elegante, scoppiano le ricerche relative alla parte di Ucraina. Che cosa vuol dire questo esempio? Soltanto che esistono dei segnali facilmente consultabili da cui prendere spunto. Questo qui non è altro che Google Trends, uno strumento gratuito, ci arrivate tranquillamente, inserite la keyword e vedete l'andamento. Quel tipo di dinamica io lo posso portare in situazioni storiche per cercare di capire in passato che cosa è successo in situazioni non lineari. E l'esempio è l'esempio di Fukushima. Ok, vado su Google Trends, vedo che c'è il picco di ricerche che parte verso l'alto, in corrispondenza di quel picco cerco Hotel Tokyo e caso strano vendo un trend uguale ad opposto. Se ci fate caso, la curva di Fukushima iper rapida, no? In salita è uguale al gradino in discesa, il pezzo in cui la curva tiene una pendenza ripida è esattamente il punto di down di quello degli hotel, dove inizia la crescita, inizia il leggerissimo degradamento della curva di Fukushima. La stessa dinamica si è registrata per il Covid. Vi faccio vedere qualcosa di un po' più complesso. A questo punto prendiamo ricerche effettuate sugli Stati Uniti. Cerco termine SARS. Vedete il picco tutto a sinistra con l'epidemia di SARS. Vedete il crollo di Hotel Beijing giù in basso. Possiamo facilmente individuare un down delle ricerche sull'influenza suina. Possiamo facilmente individuare un secondo down derivante dall'influenza suina. Possiamo facilmente individuare delle fluttuazioni abbastanza significative intorno alle prime notizie di coronavirus del primissimo, quello del 2013. Quindi noi che cosa abbiamo fatto con i nostri clienti? Siamo andati a prendere tutte queste metriche qua del passato, siamo andati a prendere i dati della Cina con 2 mesi di anticipo e abbiamo cercato di costruire delle dinamiche di ingaggio per il digitale sull'Italia. Quindi il cliente che vendeva le impastatrici aveva fatto magazzino nel frattempo, il cliente che vendeva vino aveva fatto stock di bottiglie significativo, eccetera, eccetera. Questo tipo di clienti ha venduto al mondo in quei mesi. È brutto da dire perché c'era una situazione decisamente non buona, però c'è anche da dire che le persone se lo cercavano un motivo c'era stato, no? Quindi hanno trovato giovamento del fatto di trovare prodotto, cosa che magari nei negozi a fianco a casa era un po' più complesso in quel periodo. Quindi come posso sfruttare tutte queste leve che abbiamo visto? Vi dicevo prima, con un progetto, con un inbound strategy, contenuto. Il motore di ricerca ama il contenuto, i social amano il contenuto. Tutti i canali digitali che frequentiamo noi sono pieni, ricchi di contenuto. Poi buono, non buono, bello, non bello è un altro discorso. È ovvio che il nostro interesse è andare su un buon contenuto, su un bel contenuto, su un contenuto che funzioni. Da dove devo partire però? Devo cercare di individuare quelli che sono gli interessi dei miei utenti. Questo dovremmo averlo fatto ormai dall'epoca paleozoica, continuiamo a farlo sempre, da oggi ha un ulteriore scopo, ovvero fare analisi preliminare di che cosa i miei utenti cercano e di come mi cercano, mi serve a capire di quali argomenti io devo trattare. Di nuovo, in soccorso però, in questo caso c'è il motore di ricerca. Esistono degli strumenti gratuiti, come ad esempio il tool di Google Ads. Se voi avete una campagnetta da €1 al mese su Google Ads, potete usufruire gratuitamente di questi tools. E quindi andare a vedere, interrogando proprio il motore di ricerca interno a quel tools, le chiavi che l'utente attiva quando mi cerca. Solo che un contenuto spot non ha nessun senso. Una strategia di content regolare, con cadenza
periodica, con una periodicità bella chiara, da condividere sui social, da mettere sul mio sito, eccetera, eccetera, mi portano vantaggio, non soltanto in termini di visualizzazione e visibilità social e sito internet, ma anche da un'altra parte. Mi permettono di attirare utenti che io faccio diventare di nuovo dati di prima parte. Ovvero, vi dicevo prima, il GDPR taglia tutta una parte di tracking, di tracciamenti, non funzionerà più, eccetera, eccetera. È fondamentale avere dati di prima parte, ovvero dati di proprietà dell'azienda. Gli utenti che arrivano sul mio magazine, gli utenti che arrivano sui miei social, io li faccio rimbalzare sulla piattaforma, gli utenti che io riesco a intercettare, posso clusterizzarli e a quel punto li posso far diventare degli elenchi di utenti interessati alla mia spa, interessati al fatto che sono a 2 passi dal mare, interessati al fatto che di fronte al mio hotel c'è una foresta pluviale, eccetera, eccetera. A questo punto questi elenchi di remarketing, questi elenchi di utenti, io posso portarli sulle mie campagne e nessuno mi potrà mai dire niente, nessuno potrà mai dirmi che non è legale la cosa, nessuno potrà dirmi che viola la privacy degli utenti, perché è completamente compliant la cosa. Oggi questi argomenti sembrano degli argomenti aleatori, domani saremo costretti ad avere dato di prima parte. Vi faccio capire fino a dove può arrivare questo livello di complessità e poi chiudiamo velocemente adesso. Esistono dei sistemi legati alle piattaforme di advertising che mi permettono non solo di portare i miei dati, ma anche di portare dati non collegati a persone e quindi che non violano il GDPR, legati a meteo o a database comunque sia esterni. Qui vi porto qualche esempio per farvi capire però come può essere forte la leva. Quindi ad esempio, se io riuscissi ad avere informazioni relative alla verticale di Google News, io quelle informazioni lì posso farla diventare una modifica alla mia campagna nel caso in cui io venda assicurazioni per i voli. Ovvero, bomba d'acqua a Bergamo, vengono cancellati N voli per via della bomba d'acqua, io utilizzatore magari vengo danneggiato da questo comportamento qui, più o meno giustificato dalla compagnia, non stiamo a pensare a quello, in questo momento stiamo ragionando lato utilizzatore, vado su Google e cerco rimborso, volo cancellato, eccetera, eccetera. Un conto è farlo così, buttare i soldi così in maniera sparsa, un conto è avere l'informazione della bomba d'acqua su Bergamo, e quell'informazione potrei prenderla ad esempio dal numero di articoli su Google News che vengono fuori sulla bomba d'acqua a Bergamo, e posso aumentare il budget delle mie campagne perché so che convertiranno più facilmente. La stessa cosa la posso fare con il meteo. Secondo voi c'è correlazione tra piove, cerco una vacanza, oppure nevica, cerco una vacanza, oppure c'è il sole, cerco una vacanza? A seconda di quale sia la nostra destinazione è evidente che la correlazione sarà negativa o positiva, no? Benissimo. Esistono dei database gratuiti, vi sto facendo vedere solo strumenti gratuiti, dei database gratuiti con tutte le località mondo a livello di CAP, cioè io posso dire a Olbia domani sole, a Firenze domani pioggia, 7 mm di pioggia. Questa informazione io posso portarla all'interno delle mie campagne, si dice attraverso uno script, però qua andiamo un po' troppo sul tecnico, dovreste chiederlo a chi vi gestisce le campagne. Posso portare l'informazione che domani alle 16 a Firenze farà 7 mm di pioggia. Domani a Olbia invece ci saranno 24 gradi e modificare quindi il valore che io do alle mie campagne, l'investimento che vado a mettere su determinati termini di ricerca, eccetera, eccetera. Noi ad esempio questo strumento lo utilizziamo nel momento in cui dobbiamo vendere delle attrezzature antipioggia. Antipioggia per la moto, nel momento in cui supera i 3 mm di pioggia ne vendiamo a palate. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui mi chiamo Pala di cognome è bellissimo dire palate. Nel momento in cui vado a vedere che i millimetri di pioggia hanno superato una certa soglia, io aumento quanto sono disposto a pagare quella pubblicità, semplifico, perché so che l'utente avrà molta più facilità a convertire sul mio annuncio e quindi io fatturerò molto di più investendo molto di meno e quindi sfrutto quell'occasione.
TV, abbiamo detto che la televisione sta andando a scemare, ormai i volumi sulla TV sono andati a crollare, però esistono ancora delle pianificazioni TV, e anche significative. Benissimo. Per tantissimi gruppi nel turismo, ad esempio, è molto facile notare che nel momento in cui ci sono passaggi televisivi, quando usiamo il secondo schermo, mobile, caso strano vediamo i loro banner. Oppure abbiamo una maggior facilità a vedere le loro creatività. Questo è quando la struttura dell'advertising è fatta bene. Come si fa quello? Di nuovo, attraverso le campagne pubblicitarie gestite, ad esempio, con Google Ads, quindi che è la piattaforma per pianificare campagne su Google, vado a modificare il valore delle mie campagne in base all'orario del passaggio pubblicitario. E a quel punto, che ne so, su Discovery Channel passo alle 16:23, io dico alle mie campagne alle 16:23 vai in alto per 15 minuti o per 30 e massimizza quindi la visibilità che ho lato digitale. E questo è. Spero di non avervi tediato troppo. Grazie mille. Grazie Roberto, sei sempre illuminante. Se avete qualche domanda per Roberto, naturalmente approfittatene subito. Altrimenti passiamo a Robert, che è in collegamento con Elena Di Racco dell'Enit. Non lo vedo sul monitor, ma c'è? Sta arrivando? C'è. C'è. No, Eccolo. no, ci sono. Ciao Robert, come sta la Gazzaladra? È andata via e ha fatto una affacciata soltanto per salutarvi. Ha fatto lo show e è andata via. A te la parola. Allora, sì, molto velocemente ho il privilegio di presentare non solo una professionista, ma anche una cara amica, insomma, ci conosciamo ormai. Elena sta facendo un riferimento, mi sembra 12 anni, te eri appena uscita dal liceo, te lo ricordi? Era appena diplomata e ora Elena si occupa e così era, ti ricordi? E ora Sì, me lo ricordo occupa... perché sono passati tanti anni purtroppo. Veniva a prendere al liceo, mi ricordo bene io. Sì, diciamo. Ora si occupa alla responsabilità dei dati della business intelligence in Enit, Agenzia Nazionale del Turismo. Viene da un'esperienza in ISNET, che è la società in house del sistema camerale che si occupa di ricerche turistiche, e quindi ha un background molto molto solido su questo argomento. Io lo dico solo una cosa. Maria Elena Rossi è venuta da noi, Elena, a settembre, ci ha parlato sempre dell'ecosistema di Enit, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo, con un riferimento particolare al TDH 022, cioè quindi l'opportunità dell'interoperabilità, delle accordi di co-marketing. Ora entriamo invece nel lab digitale, che parte del lab digitale con tutto quello che ci presenti, ovvero questo vostro impegno, capacità di poter produrre di tutto quello che abbiamo parlato in tutta la giornata. Vi lascio subito ricordando che Enit è un'agenzia che ha due fondamentalmente shareholder. Uno è il soggetto che la vigila, che è il nuovo, direi, il Ministero del Turismo, e l'altro soggetto a cui fa riferimento sono le governance delle destinazioni regionali. Molto dell'impegno è su questi due soggetti: rispondere alle politiche strategiche del Ministero, dare supporto alle destinazioni in 1000 attività che voi fate. E quindi io ti lascio a te, cioè non è che ho da dire nient'altro, sperando che non arrivi fortunato. Va bene, grazie Robert della presentazione. Colgo l'opportunità nel frattempo di insomma, questi pochi secondi per condividere anche insomma una presentazione che ci aiuta un po' anche a seguire i ragionamenti che andiamo a fare. Si vede? Si vede Robert? Si vede forte e chiaro.
Ok, perfetto. Faccio così un attimo un punto, proprio perché oggi insomma sono stati presentati tanti strumenti, no, che servono a capire una serie di informazioni che riguardano il mercato del turismo, che sappiamo appunto quanto sia complesso e vario, e come si è cambiato già di natura e cambiamenti, ma poi la storia della pandemia e di tutte le altre crisi che stanno avvenendo quando si è associato appunto alle mutazioni. Però io volevo fare un ragionamento un po' più ampio, non ho portato neanche fondamentalmente dei risultati, anche perché mi mette a esposizione i risultati. Elena, scusa, perdonaci, non ti sentiamo. Non sentite? Puoi provare a sistemare il microfono? Sì, ci provo. Così mi sentite meglio? Sembra di sì, prova. Ecco, allora. No, semplicemente volevo dire che noi utilizziamo appunto un sistema, un impianto di dati un po' complesso. Volevo parlare un po' perché come abbiamo realizzato questo impianto ci serve appunto alla conoscenza dei mercati e quindi noi utilizziamo la market intelligence perché noi proprio su quella basiamo tutte le azioni di promozione, la pianificazione e sui diversi mercati, sui diversi. Quindi quello che oggi andiamo a vedere è un po' come abbiamo costruito questo sistema di conoscenza che Pronto? Sì? Mi sentite? Robert? Io ti sento perfettamente. Ok, perfetto. Allora, dicevo appunto che per costruire un sistema di conoscenza dobbiamo assolutamente basarci su una serie di fattori che sono proprio alla base del nostro posizionamento competitivo. Che vuol dire questo? Che se io sono un'impresa devo sapere come la mia performance si comporta rispetto alle performance dei miei competitor sia territoriali che di prodotto e così via. Adesso vediamo un attimo più nello specifico. Fondamentalmente andiamo a vedere come siamo posizionati sulle dimensioni dell'offerta, su quelle della domanda e rispetto ai vari indicatori del fenomeno turistico. Io ho portato così dei ragionamenti di sintesi che ci aiutano un po' appunto a capire quali sono i dati che noi dobbiamo andare a cercare quando vogliamo capire il livello di soddisfazione della domanda, ma anche allo stesso tempo la nostra capacità di risposta, no? A quelle che sono le esigenze. Allora, sicuramente per quanto riguarda l'offerta, noi dobbiamo essere in grado di posizionarci sia territorialmente, e quindi va bene rispetto al nostro territorio nazionale, dal nord al centro al sud, alle isole, ma anche e soprattutto in relazione alla tipologia di area prodotto, chiamiamola così, dove noi siamo posizionati, cioè se siamo in una località di tipo balneare, della montagna, in un ambito più culturale, in una città d'arte, che sono due cose diverse, no? Perché un conto è essere destinazione città d'arte e un conto è essere in un territorio permeato dal turismo culturale, turismo termale, la quale e le cosiddette altre località che in realtà poi spostano anche queste dei numeri perché riguardano tutto quello che è il turismo commerciale di alcuni territori che magari non avendo nella prossimità delle destinazioni di traino, però riescono a fare dei numeri, e questo insomma le nostre imprese ce lo possono sicuramente dire meglio di noi, dei numeri proprio con questo turismo di tipo business e commerciale, ma anche in relazione alle nostre performance e quindi in senso temporale rispetto agli andamenti passati, alla congiuntura e rispetto a quello che è il futuro. Ma ovviamente dobbiamo anche porci rispetto a quella che è la domanda in termini sia di domanda attuale che di domanda target, e questo lo possiamo fare anche questo in due direzioni: da una parte relativamente ai mercati di origine della nostra domanda, e quindi da una parte il domestico o i mercati di prossimità, quindi mercati stranieri ma vicini,
i mercati long haul, quando parliamo appunto degli altri continenti, gli Stati Uniti, la Cina, insomma questi mercati che per noi noi Italia intendo, sono dei mercati interessanti, importanti, ma che hanno comportamenti molto molto diversi. Ma nello stesso tempo anche ragionando in termini di mercati maturi che noi sappiamo conoscere e apprezzare il nostro paese, mercati in espansione, cioè che stanno approcciando le destinazioni europee da poco tempo, e mercati anche nuovi. Ma allo stesso tempo dobbiamo segmentare maggiormente la domanda in termini di appunto di segmenti e di segmenti target, che possono andare dal segmento del lusso al multigenerational, quindi questi grandi gruppi, grandi, insomma di 6-7 persone, 8 massimo, che viaggiano verso le nostre destinazioni italiane, ma che contengono esigenze diversissime dai bambini ai nonni, tanto per fare un ragionamento, ma anche in termini di esigenze legate ai target di età, quindi la generazione Z, i baby boomers o i senior, che insomma sappiamo avere poi un impatto sui nostri territori e sulle nostre imprese completamente diverso. Quindi andiamo a vedere qual è il nostro sistema di indicatori. Ecco, in questa logica gli indicatori che noi dobbiamo considerare sono moltissimi, noi cerchiamo come Agenzia Nazionale del Turismo di mettere a disposizione il più possibile di informazioni importanti ma dobbiamo entrando nello specifico delle dimensioni, capire effettivamente fare le informazioni per il dato che ci interessa. Come facciamo? Elena, chiedo scusa, c'è un problema di audio, non riusciamo a capire praticamente nulla. Abbiamo due alternative: o togliamo le slide, quindi alleggeriamo il flusso audio-video. Vuoi provare senza slide? Sì, non c'è problema. Non riusciamo a capire proprio le parole, non riusciamo a decifrarle. Mi senti? Facciamo una cosa, mentre proviamo a rivedere un pochino l'audio, facciamo intanto passare il prossimo relatore, altrimenti siamo bloccati. D'accordo? Chiedo a Michela se si può avvicinare e andiamo avanti col suo intervento. Elena, ti richiamiamo appena finisce Michela. Mattia, attiva questo monitor. Sei già microfonato, vero? Per favore le slide di Michela. Buonasera a tutti, grazie ai coraggiosissimi che sono rimasti fino a quest'ora. Io sono Michela Ciccarelli e ho l'onore di chiudere questa giornata, anzi no, perché speriamo che tornerà la tiracqua dell'ENIT. Io vi parlerò di dati previsionali, cercherò di non essere troppo tecnica, anzi sfrutteremo la Costa Smeralda proprio per fare un'analisi sulle previsioni del turismo sulla costa. Prima di iniziare volevo ringraziare per questo invito, non solo perché è stato un evento veramente molto, molto bello, ma soprattutto perché è un evento utile. Forse non mi sentite più? Dicevo, è un evento secondo me molto utile perché nel turismo italiano ancora facciamo fatica ad abbracciare l'idea che senza dati non possiamo andare da nessuna parte, cioè dobbiamo ancora insistere sul discorso di dire è importante utilizzare i dati, è importante fare programmazione. Io oggi vi parlerò appunto del progetto Destination, che è un progetto sviluppato con il gruppo Zucchetti di cui facciamo parte, e parleremo appunto di dati previsionali.
vediamo se funziona anche questo. Ci sono problemi tecnici con il... Forse l'altro. L'altro puntatore. L'altro si è accorto che è un fuoco. No, non aveva Roberto. Uno speech sfortunato. Alza la mano che te la cammina di là. Potete andare gentilmente alla prossima slide. Faccio io. Alzi la mano e... Abbiamo trovato una soluzione. Allora, da dove vengono questi dati? Libratec è una società che si occupa sostanzialmente di tecnologia e analisi di dati e offre soluzioni a hotel, soprattutto attraverso un sistema di RMS, ma poi si occupa anche di destinazioni turistiche e di aziende del settore. Questo progetto con il gruppo Zucchetti è nato nel 2020, in realtà per necessità, perché eravamo tutti in difficoltà con il numero di... Sì? Nel 2020 è nato questo progetto perché eravamo tutti in alto mare, tra albergatori, destinazioni, intermediari, trasporti, insomma navigavamo a vista e non avevamo idea di cosa sarebbe accaduto nei prossimi mesi. In questa occasione ci siamo resi tutti conto, insomma, che era ormai impensabile utilizzare i dati storici, perché una destinazione nel periodo peggiore della pandemia si trovava a dover aspettare ancora i dati Istat del 2019 e perché un albergatore non poteva più utilizzare i dati di prezzo e presenze del pre-pandemia. Ci siamo resi conto anche però che possedevamo tutti questi dati sulla domanda futura. Come sapete, Zucchetti è la più grande software house italiana e la divisione Hospitality raccoglie la maggior parte delle aziende che offre gestionali alle strutture ricettive. E con questi presupposti abbiamo creato questo Travel Data Lake, che è un contenitore, un enorme data hub che ogni giorno raccoglie i dati provenienti direttamente dai gestionali. Quindi il Travel Data Lake entra fisicamente nei gestionali degli albergatori e ricava, insomma, tutte le informazioni necessarie. Con questo primo step ci siamo voluti concentrare soprattutto sui dati di ricerca delle prenotazioni, non solo perché ci trovavamo in un momento in cui non si sapeva bene, nessuno prenotava e non si sapeva bene se sarebbero tornati, ma anche perché il dato di delle prenotazioni ci dà tante informazioni in più, a differenza della prenotazione che è vera e propria, che è un dato, se vogliamo, passivo, perché il turista ha già deciso dove prenotare, ha prenotato e ha già convinto di venire nella vostra destinazione. I dati di ricerca invece vi dicono tutta la domanda potenziale, cioè le persone che stanno cercando informazioni per venire sulla vostra destinazione, potenzialmente non ancora deciso, potenzialmente andrà in un'altra destinazione ancora, perché appunto è lì che cerca informazioni su prezzi, disponibilità e quant'altro. Questi dati sono molto dettagliati, come vi dicevo sono focalizzati soprattutto sulla previsione futura, ma in realtà nel momento in cui il turista va a selezionare il pernottamento, noi da lì abbiamo tutte le informazioni, quindi la nazionalità, che cosa vuole, qual è la data di check-in richiesta, quella di check-out e quindi la permanenza media, la booking window, e tutti questi dati vengono raccolti in real time. Considerate che questo data hub gestisce in media 15-20 milioni di ricerche ogni giorno e tutti questi dati hanno un livello di dettaglio geografico che arriva fino al singolo CAP, quindi pensate magari per le grandi città come Roma, Milano, Firenze, fa davvero la differenza avere un dato specifico tra un quartiere e un altro. Oggi vi farò vedere questi dati in chiave di lettura, quindi approfittiamo quindi per vedere che cosa è successo, che cosa succederà in Costa Smeralda. Considerate che tutti i dati che vi farò vedere questa sera provengono da un campione di strutture alberghiere del 59%, quindi il Travel Data Lake raccoglie i dati dal 59% delle strutture alberghiere della Costa Smeralda, quindi sicuramente un dato rappresentativo. Possiamo andare avanti. Questa che vedete qui è
Questo che vedete è un grafico che mostra... No? Slide indietro? Sì. Questa è una slide, questo grafico rappresenta le date di check-in più desiderate dai turisti. Cioè i turisti che volevano venire in Costa Smeralda hanno selezionato queste date di check-in. In viola i nazionali, in verde gli stranieri. Che cosa si capisce subito, per il 2022 almeno? Che nessuno voleva o poteva selezionare dati di soggiorno fino a inizio aprile, quindi c'è stato un vuoto di domanda molto forte, domanda che poi si è ripresa e come vedete è stagionale, nel senso che ovviamente c'è il picco ad agosto, però non è stata così tanto, ci sono state altre destinazioni balneari italiane che hanno avuto un profilo stagionale un po' più acuto. Però che cosa si vede? Si vede che la destinazione è molto polarizzata sui fine settimana. Cioè vedete che ogni settimana, dove ci sono queste strisce grigie che rappresentano il sabato e la domenica, c'è questo picco di ricerche. Questo è indicativo di tantissimi fattori, l'accessibilità della destinazione, piuttosto che l'alta presenza di turisti italiani, ma anche il fatto stesso che spesso sono le strutture ricettive che offrono questi pacchetti sabato-sabato, quindi è assolutamente normale. Però bisogna considerare questo fatto che c'è ogni fine settimana questo grande affollamento. Un'altra cosa da evidenziare è che a differenza delle altre destinazioni balneari c'è stata una grande mancanza di quello che è stato il periodo primaverile, cioè la Costa Smeralda non ha intercettato domanda soprattutto per la Pasqua del 2022 e il periodo di maggio. Quei periodi generalmente sono stati molto più alti anche in altre destinazioni. Guardiamo per esempio che cosa è successo. Noi sappiamo che quest'anno c'è stato un boom di turismo, non in tutte le destinazioni balneari, ma sicuramente tante destinazioni hanno avuto questo boom turistico. Qui in qualche modo lo quantifichiamo. Questo è lo stesso grafico che abbiamo visto prima, però allargando l'analisi tra inizio 2021, insomma con le ricerche anche prima del 2020, fino al 24 ottobre, quindi qualche giorno fa. Vedete che c'è stata un'esplosione di ricerche, le ricerche sono più che raddoppiate, sono state 2,5 volte più alte. La cosa ancora più importante è che sono aumentati tanto gli stranieri che nel 2022 rappresentavano una quota del 50% del totale, mediamente sul totale annuo, nel 2021 rappresentavano circa il 27% e con una quota, un volume sicuramente molto più basso perché vediamo che le ricerche erano molto molto basse. Questo dato è molto importante perché ci permette di anticipare ancora la domanda, ma soprattutto ci permette di interrogarci su che cosa è cambiato. Questa che vi sto facendo vedere stasera è soltanto un'analisi diciamo generica, ma in realtà qui dovrebbero partire delle serie di analisi successive e quindi andare a vedere quali sono gli stranieri che quindi sono venuti quest'anno? Ci sono mercati che si sono aperti, ci sono altri che abbiamo chiuso, in che modo è cambiato il modo di fare turismo, quindi si è aumentata la permanenza media e diminuita la booking window, che è un dato di fatto. E questi sono tutti dati che poi verrebbero approfonditi in sede di analisi. La questione La questione della composizione degli stranieri è veramente molto importante perché ci dice quali sono i mercati che sono più interessati a noi, non soltanto quelli che vengono effettivamente sulla nostra destinazione. E con questa schermata che ci permette di confrontare tra di loro destinazioni diciamo che sono limitrofe, magari non sono dirette competitor della Costa Smeralda, però sono sicuramente limitrofe, che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere se è normale avere una quota di francesi in questo senso piuttosto che un altro. Vi faccio degli esempi pratici. Pochi giorni fa abbiamo fatto la stessa analisi per l'isola di Ischia e che cosa risultava? Risultava che tutte le destinazioni che erano vicine all'isola di Ischia, quindi la costiera amalfitana, la penisola sorrentina, Capri, avevano una fortissima presenza di turisti inglesi, ma turisti che non erano assolutamente presenti, erano molto molto bassi per l'isola di Ischia. Quindi l'isola di Ischia si è trovata ad essere letteralmente circondata da inglesi, ma non li riesce ad intercettare. È per questo che è utile questo tipo di confronto. Un altro esempio pratico, primavera di quest'anno, la riviera romagnola non vedeva arrivare prenotazioni dai tedeschi. E anche noi vedevamo che c'era poca ricerca da parte dei tedeschi, sembrava un mercato un po' morto, quindi sarebbe stato facile dire quest'anno i tedeschi non verranno in Italia per 1000 motivi. In realtà abbiamo visto che la vicina Riviera Veneta esplodeva di turisti tedeschi. Hanno cercato tantissime vacanze e hanno prenotato. Perché? Perché vuol dire che poi
bisogna andare a trovare il vero motivo, ma sicuramente la Riviera Veneta riusciva ad intercettare meglio i tedeschi piuttosto che la Riviera Romagnola, che non ci stava riuscendo. Qui mi ricollego con un commento fatto stamattina dal professore Jarc, che diceva che il dato da solo non serve a niente. È vero, questi sono tanti dati di visualizzazione, ma messi così non servono a niente. Bisogna fare le giuste domande ai dati per far sì che ci dicano qualcosa. E quindi questi dati che qui sono solo in visualizzazione devono essere interpretati a seconda della nostra domanda. Quindi ad esempio se vogliamo sapere non solo la composizione dei nostri mercati, ma qual è la booking window, cioè quanti giorni mediamente ci mette un tedesco piuttosto che un austriaco a cercare un soggiorno, e questi dati diventano rilevanti perché vedete, ad esempio, gli inglesi ci mettono 70,2 giorni cioè cercano soggiorni a 70 giorni di differenza, mentre invece i belgi hanno soltanto 43 giorni, e questo è fondamentale sia in termini di pricing per l'albergo sia in termini di promozione, perché se io decido che voglio attirare più inglesi sulla Costa Smeralda so che stanno cercando soggiorni tra 70 giorni, è inutile che faccio promozioni che non incrociano questo dato. E stessi ragionamenti si possono fare in base alla permanenza media, piuttosto che il segmento familiare. Decido che la Costa Smeralda ha bisogno di più famiglie, posso filtrare tutti questi dati per segmenti familiari. Questa che vi sto facendo vedere adesso è una dashboard destinata alle destinazioni turistiche, quindi grandi territori che devono fare programmazione, ma in realtà sono utilizzati anche dagli albergatori. Gli albergatori nel loro RMS di Libra utilizzano questi dati non solo in visualizzazione, quindi ogni giorno possono vedere qual è la pressione della domanda per la propria destinazione per n giorni futuri, ma poi ce l'hanno anche nell'algoritmo questo dato, perché che succede? Che se dopodomani la pressione della domanda è molto alta, l'algoritmo lo sa, ne tiene conto e suggerisce un prezzo di vendita molto più alto. È in questo che sta l'innovazione tecnologica del Big Data, quindi non solo usarlo come visualizzazione, ma usarlo come strumento di analisi del territorio in questo caso, e poi anche come strumento attivo quotidiano per il singolo albergo. Parliamo di futuro e che cosa succederà nei prossimi mesi. Queste sono le ricerche fatte dal 1 agosto 2022 al 24 ottobre, quindi molto recenti. Sono ricerche che ho scelto di analizzare questo periodo un po' più limitato perché semplicemente negli ultimi mesi sono venuti a galla veri problemi dell'aumento dei costi e abbiamo capito bene quali saranno gli effetti indiretti che avranno sulle nostre vacanze. Vi premetto che i volumi sono ancora bassi, ci sono ancora poche ricerche di pernottamenti per il prossimo anno, come è normale che sia. Ad agosto, settembre è normale, non ci si preoccupi ancora per l'anno dopo. Però che cosa possiamo capire da questo grafico? Prima di tutto che ci sono ovviamente delle date di check-in particolari, magari ci sono delle date che vanno fuori da questa logica sabato-sabato e quindi sarebbe importante andare a capire perché ci sono dei picchi di domanda in periodi fuori il sabato-sabato. Ma poi soprattutto vediamo che qui la quota di stranieri è molto più alta, è del 73%. E questo che vuol dire? Sicuramente gli italiani non cercano con molto anticipo, lo sappiamo già, però gli stranieri sì. E se vogliamo intercettare gli stranieri, che siamo una destinazione o che siamo un hotel, lo dobbiamo sapere prima, perché loro, dovendo fare un viaggio all'estero, si informano con tantissimo anticipo. E quindi ad esempio da questo grafico specifico non si vede, ma vi posso raccontare cosa dice tra le righe, e dice che la prima destinazione, la prima nazionalità interessata alla Costa Smeralda per l'anno prossimo in questo momento è il Belgio. I turisti provenienti dal Belgio sono al primo posto per pressione della domanda e stanno cercando soggiorni soprattutto tra febbraio e aprile. Sono interessati soprattutto a quel periodo. Noi come siamo messi con la promozione tra febbraio e aprile per i belgi? Cioè che cosa facciamo per convincere queste persone che ci stanno guardando a venire effettivamente in costa, a pagare un albergo, a fare un'esperienza? E poi un altro esempio sono i tedeschi. I tedeschi che stanno cercando adesso la Costa Smeralda sono quelli che hanno una permanenza media di 9 notti. Quindi sicuramente sono dati che se io so con largo anticipo, so organizzare tutto, so organizzare la struttura, so organizzare il pricing, so organizzare la destinazione, i servizi, ma soprattutto la promozione, se ad esempio voglio concentrarmi sulle destinazioni lunghe, ad esempio. Io vi vorrei lasciare con quest'ultima slide che mostra quanto sono sensibili questi dati
quanto è sensibile la domanda. Noi quando abbiamo iniziato ad analizzare questi dati li abbiamo studiati in realtà per 2 anni prima di diffondere questa dashboard e ci sono state veramente delle sorprese, perché ci siamo resi conto che la domanda turistica, quindi i turisti sono molto molto sensibili, più di quanto ci immaginiamo. Perché magari finora abbiamo avuto dati molto aggregati, magari mensili, magari storici e non ci rendevamo conto, ma in realtà i turisti appena vedono una pubblicità, appena vedono un fattore di interesse, vanno subito ad aumentare le ricerche di pernottamento per quella destinazione. Questa ad esempio è la sul New York Times e quindi segmento statunitensi su un canale sia digitale che cartaceo, e queste sono le ricerche fatte dagli statunitensi verso la Puglia. Vedete che non solo c'è stata una reazione, ma posso anche dire esattamente quando la mia campagna ha prodotto qualcosa e se effettivamente ha prodotto qualcosa. Io non vi voglio, insomma, potrei parlare per ore, insomma mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra partecipazione, per essere rimasti fino a lui. Vi ringrazio ancora per aver... Grazie ancora. Allora, riproviamo con Elena Di Raco, grazie a Michela naturalmente, grazie moltissimo a tutti voi che siete ancora qui. Riproviamo con Robert e con Elena Di Raco. Regia. Mi sentite adesso? Elena, riproviamoci. Sì, mi sentite? Adesso sì. Oh, molto bene. Vogliamo riprovare con la presentazione? Tanto mi fermerò giusto su un paio di slide. Sì. Solo per spiegare un po' meglio alcuni concetti che credo siano, insomma, anche un po' difficili da capire senza visualizzarli. Allora, la vedete? La stai condividendo? Elena, la devi condividere. Sì, la sto condividendo. Ancora non la vediamo. Vabbè, niente, senza presentazione. Allora faccio 2 parole proprio perché poi tanto il materiale ve lo condivido, lo lasciamo a disposizione. Volevo dire 2 cose, appunto. Sicuramente questi strumenti che leggono l'immediato e sia nel passato che nel futuro attraverso lo studio dei big data per noi sono fondamentali. Noi li abbiamo adottati sia rispetto ai dati di prenotazione delle strutture ricettive, quindi attraverso tutta la lettura di quello che viene prenotato online, ma anche relativamente alle prenotazioni aeroportuali, perché questo per noi è un po', passatemi il termine, la palla di vetro, cioè ci fa capire effettivamente quante persone hanno acquistato il biglietto verso le nostre destinazioni italiane, da quali mercati, e sappiamo quando arrivano e quando partono, sappiamo appunto quanto tempo prima prenotano, tutte queste informazioni di cui oggi penso vi abbiano parlato abbondantemente. Ma anche altre piattaforme digitali. Per esempio abbiamo messo in campo una piattaforma per il social listening, perché abbiamo attivato questi strumenti in occorrenza della pandemia, quando abbiamo cominciato a pubblicare ogni settimana un bollettino che contenesse tutte le informazioni anche sul sentiment della popolazione dai mercati di prossimità in primo luogo, ma insomma anche in ascolto verso quelli più lontani, rispetto all'Italia e come era vista nell'ambito della sicurezza delle nostre destinazioni, delle nostre strutture ricettive e così via. Non solo, ma abbiamo voluto attivare anche una piattaforma che andasse a leggere i dati relativi al consumo digitale, agli stili di vita, proprio perché tutti questi eventi stanno modificando i comportamenti
turistici molto più di quelle che erano le variazioni naturali della domanda. E infine, sempre in conseguenza della pandemia, un'attenzione ancora più particolare a quella parte di ricettivo che è più complicata da leggere, quella legata alle abitazioni private. Perché? Perché sappiamo che queste nuove esigenze di sicurezza, di individualità, questa nuova modalità di fare vacanze che ci ha accompagnato negli ultimi 2 anni, ha scelto mezzi e alloggi e anche consumi differenti. Però a fianco a queste piattaforme noi continuiamo a pensare che in un impianto di ricerca che possa rispondere a tutte le tipologie di imprese, sia necessario ancora attivare delle indagini che verticalalmente ci rispondano di quelle che sono le esigenze, le tendenze, le performance, per esempio del ricettivo, in tutte le sue modalità, perché se è vero che la piattaforma che ci dà i dati sull'occupazione delle camere che sono state prenotate online ci restituisce una fotografia immediata, è vero altresì che però tanti turisti hanno preso un po' l'abitudine magari di prenotare online, ma poi di non consumare online, e quindi le imprese penso che ce lo possono confermare, come è successo anche quest'estate, di chiamare direttamente le strutture e prendere accordi diretti. Quindi dobbiamo continuare a monitorare la lettura del sistema del turismo da molti punti di vista, se vogliamo essere attenti a non perdere delle fasce, chiaramente di domanda di turismo. Poi ovviamente ci sono dei focus che riguardano per esempio i mercati internazionali, sui quali andiamo a capire non solo l'attuale previsione, ma andiamo a capire anche la potenzialità, cioè le nostre destinazioni effettivamente quanto rientrano desiderata, quali sono i nostri competitor di prodotto oltre che di destinazione, e poi anche diciamo di focus legati alle modalità di acquisto della vacanza nelle destinazioni italiane, perché se è vero che la gran parte viaggia sul web o in modalità individuale, è vero anche che una parte più diciamo legata ad alcuni segmenti, in particolare i senior, i baby boomers anche, sono ancora molto vincolati al consiglio del sistema di intermediazione. Questo è ancora più valido se andiamo a guardare alcuni mercati come i mercati long haul, in particolare il mercato statunitense, ma anche la fascia alta di alcuni mercati asiatici. E in questo caso non possiamo che ragionare sul tema dell'intermediazione, perché diventa una sorta di consulenza sui servizi da acquistare, e quindi dobbiamo leggere quel tipo di mercato non solo per l'orizzonte presente, ma soprattutto per l'orizzonte futuro. E poi c'è il tema dei consumi in termini di spesa, perché noi sappiamo quanto effettivamente ci sono stati momenti storici in cui il nostro turismo ha retto il numero di presenze, ma ha portato a casa in termini economici meno di quello che ci si aspettava. Penso diciamo, al momento dopo l'11 settembre, il crollo delle borse, insomma ci sono stati tanti momenti in cui noi abbiamo fatto i numeri, ma non abbiamo fatto i conti per bene. Ecco, quindi questo è un altro tema che sicuramente deve essere messo a disposizione delle imprese, perché dobbiamo capire che portare a casa un turista dagli Stati Uniti magari ci costa di più, ma magari ci rende anche di più.
così come magari può costare meno portarlo da un mercato di prossimità. Lucio, c'è qualche problema con il collegamento? Quindi riprendiamo noi in mano per la chiusura. Lucio? Ma io direi che oggi è stata una puntata di call to action dinamica. Siamo riusciti a mettere insieme due mondi che generalmente si sfiorano ma non riescono a compenetrarsi: il mondo delle imprese, il mercato, l'università, tanti professionisti, colleghi dell'università, però vedendo anche i feedback online, molto interesse. Abbiamo generato interesse, siamo riusciti a mantenere alta l'attenzione da parte dei nostri ospiti qua presenti, oltre che delle persone che ci hanno seguito online. Io direi, Gianfranco, siamo riusciti a mixare bene, sì. Non abbiamo parlato di dati, pur essendo il dato il centro della nostra attenzione, e forse qualche contributo l'abbiamo dato. Esatto, il miracolo di non parlare di dati pur parlando di dati. No, diciamo tantissimi spunti interessanti. Vorrei sottolineare solo l'aspetto legato a come il dato sia necessario sui processi decisionali a tutti i livelli, strategici, operativi, anche della piccolissima operatività, e quindi e oggi abbiamo visto a diversi livelli come siano importanti e come spesso avere la conoscenza, una qualità della conoscenza radicata poi aiuti a prendere meglio determinate decisioni. Lucio? Ma a me non resta che ringraziare tutti quelli che sono oggi qui ancora presenti, quelli che ci stanno seguendo online, quelli che ci seguiranno poi, che vediamo che c'è un'onda lunga di attenzione soprattutto sul canale YouTube che si prolunga nelle settimane successive e raggiungiamo insomma un bel numero di visualizzazioni. E vorrei ricordare semplicemente i due appuntamenti ancora di novembre e di dicembre che sono assolutamente interessanti. Allora, abbiamo il 30 novembre Come innovare che abbiamo declinato in due modi. Il primo è dentro l'impresa, attraverso degli spin-off, attraverso delle business unit nuove, attraverso delle nuove opportunità dentro l'impresa, e poi per le start-up, quindi ci saranno due visioni a confronto che in qualche modo possono anche integrarsi, insomma possono avere delle visioni comuni. E l'ultimo appuntamento del 14 dicembre, altrettanto interessante, li andiamo molto più sul pratico. È un tema che ci è stato sollecitato l'anno scorso da diversi operatori e parleremo di come vendere. Insomma è una bella sfida anche quello, abbiamo anche lì dei relatori molto interessanti. Vi ringrazio ancora per la vostra pazienza, per la vostra attenzione e insomma buon turismo a tutti noi. Grazie.